Bentrovati a una mattinata insieme a Sveglia a Trieste, come sempre la rassegna stampa, i collegamenti con la polizia locale per saperne di più su traffico e manifestazioni del weekend, poi gli ospiti in studio con noi questa mattina dalle 8 alle 9 Corrado Tremul, consigliere comunale di Fratelli d'Italia, dalle 9 alle 10 Roberto Cosolini, consigliere regionale del Partito Democratico. Andiamo subito a vedere la prima pagina del quotidiano Il Piccolo, così in edicola. Subito sotto la testata, Porti d'Italia così non va, dalla riforma svuotata, il rischio di un progetto senza risorse né poteri. Il 4 aprile il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia hanno votato all'unanimità contro il DDL Salvini-Rixi, centralizzazione a Roma, perdita di autonomia di Trieste, sottrazione di risorse fino al 40% all'Autority, Ragioneria Generale e Presidenza della Repubblica hanno poi imposto correzioni. Norwegian Cruise ritorna a Trieste con 11 scali nel 2026. Trieste rafforza il suo ruolo nel traffico crocieristico e riporta in caso un nome di primo piano nel settore. Poi l'apertura del giornale del quotidiano Il Piccolo, gli alunni tra i migranti, Piazza Libertà è un caso, ne abbiamo parlato ieri con 3 servizi del nostro telegiornale e il dibattito su questo ha animato proprio la trasmissione Ring. Gita a Trieste di un'elementare veneta per incontrare i disperati della rotta balcanica, Lega e Fratelli d'Italia, lavaggio del cervello, Valditara manda gli ispettori. Assunto dimensioni nazionali con una doppia interrogazione parlamentare, gli accertamenti disposti dall'Ufficio Scolastico del Veneto e il monitoraggio già in atto da parte del Ministero dell'Istruzione, il caso del video pubblicato in questi giorni dall'associazione umanitaria Linea d'Ombra ODV, un gruppo di bambini portati tra i migranti a Trieste in Piazza Libertà. Si tratta di una quinta elementare di una scuola di Marostica in provincia di Vicenza. Lega e Fratelli d'Italia denunciano il tentativo di lavaggio del cervello a poco più che bambini e il ministro Valditara dispone un'ispezione. Edilizia popolare, la regione punta 10.000 alloggi a prezzi agevolati entro 10 anni. E poi ancora la città che cambia, caserma di Banne, intesa con il demanio, recupereremo quell'area dismessa. Nelle cronache, San Giusto cela un sorprendente doppio campanile, degrado, scuola via Vasari si rompe anche il secondo bagno, processo bis, salumiere stalker, spunta un'altra collega molestata. Basket di Serie A invece, Trieste a Brescia, è ora di pensare alle sfide playoff, stasera si parte con gara 1. Allora, andiamo subito alle pagine interne che ci portano proprio sulla vicenda che ha animato il dibattito ieri sera a Ring, gli alunni portati fra i migranti, Trieste è un caso. Andiamo a vedere il primo dei 3 servizi con cui abbiamo aperto il TG di ieri sera. Ciao. Di che scuola sei? Sono del Alpalice Coman Pertile di Marostica in provincia di Vicenza. Di Marostica. Sei venuta qua nella Piazza del Mondo per aiutare, dare cibo ai più bisognosi. In gita scolastica fra i migranti di Piazza Libertà davanti alla stazione di Trieste, fianco a fianco con i rappresentanti di Linea d'Ombra, i bambini hanno consegnato i pasti ai richiedenti asilo. Nella stessa area teatro di accoltellamenti, l'ultimo con gravi conseguenze sabato scorso, spaccio di droga e fenomeni di racket fra migranti neoarrivati e bande che presidiano la zona. Si tratta del video che ritrae l'iniziativa organizzata dalla scuola elementare Arpalice Cuman Pertile di Marostica in provincia di Vicenza, in cui poi sono gli stessi bambini a spiegare come in classe siano state simulate con gli insegnanti le difficoltà del viaggio sulla rotta balcanica. E a scuola avete fatto anche un esercizio? Sì, abbiamo fatto tipo un percorso ad occhi vendati perché loro scalzi perché durante la rotta balcanica le scarpe, siccome durano anni e anni, le scarpe e i calzini si rompono, perciò devono camminare senza calzini e quindi noi le abbiamo fatto da bendati perché di solito loro camminano nel buio per non farsi trovare dalla polizia perché non potrebbero andare in giro. E sì, abbiamo oltrepassato degli ostacoli un po' più alti, altri con dell'acqua. Anche bagnati con dei sassi.
Ad attivarsi per prima, dopo la diffusione via social del video, l'europarlamentare della Lega, già sindaco di Monfalcone, Anna Maria Cisint. Presentata l'interrogazione al ministro Valditara perché quello che è successo in quella scuola primaria a Marostica è gravissimo. Le maestre hanno organizzato un'attività per simulare il comportamento dei migranti irregolari sulla rotta balcanica, bendando i bambini perché i migranti si muovono al buio per scappare dalla polizia e poi camminando scalzi sui sassi, una situazione veramente al limite, oltre il limite dell'ideologia, utilizzando il lavaggio dei cervelli verso bambini che non hanno ancora il senso critico e portandoli poi in Piazza Libertà a Trieste, dove stazionano moltissimi irregolari e dove solo una settimana fa ci sono stati degli accoltellamenti, non è stata nemmeno la prima volta ed è consueto purtroppo anche lo spaccio di droga. Anche l'onorevole di Fratelli d'Italia, Nicole Matteoni, si è attivata con i colleghi parlamentari del Veneto redigendo un'interrogazione a risposta scritta nei confronti del Ministero dell'Istruzione. Nel pomeriggio di oggi, a polemica ormai esplosa, la nota del Ministero che informa come l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto ha immediatamente avviato le opportune verifiche sulla vicenda al fine di accertare le modalità didattiche delle attività disposte e le modalità di svolgimento delle stesse. Il Ministero monitorerà con la massima attenzione gli sviluppi della vicenda. Allora, questi i fatti, i primi commenti dal punto di vista politica. Per quanto riguarda invece poi quelle che sono state le reazioni degli amministratori locali, ora andremo a sentire quello che ha detto il sindaco e il presidente Fedriga. Giusto che la scuola affronti questo tema, la reazione invece da parte della professoressa emerita dell'Università di Torino che si occupa di sociologia della famiglia. Parlare di immigrazione in classe non è indottrinamento, ma qualcosa a cui la scuola deve per forza fare i conti. Questo dice appunto la professoressa. Il giudizio cambia alla luce dei recenti fatti di cronaca, chiede l'intervistatore. La questione degli accoltellamenti e della droga può turbare l'adulto. Ai bambini non sarà stato mostrato dove avviene lo spaccio o un video dell'accoltellamento. A me sembra bello che in quello spazio difficile ci siano anche fenomeni di accoglienza. Le maestre li avrebbero bendati in classe per far capire loro come si sentono i migranti che attraversano i confini di notte di nascosto dalle forze dell'ordine e per insegnare loro che non l'hanno fatto per gioco né per divertirsi, ma perché sono disperati. Questa esperienza è stata fatta in condizioni protette e poi che i bambini vedano che ci sono persone con tanti problemi in uno stato di bisogno tale da affrontare la rotta balcanica forse li farà interrogare e guardare i compagni di classe con origine migratoria e con occhi diversi. Sentiamo invece quello che dice il sindaco di Trieste, Roberto Di Piazza, relativamente al caso dei bambini in gita di classe in Piazza Libertà. Ho detto che se trovo gli estremi la denuncio alla professoressa. Così il sindaco di Trieste, Roberto Di Piazza, sul caso che sta facendo il Giro d'Italia, quello dei bimbi portati in gita di classe in Piazza Libertà nel capoluogo giuliano, dopo aver simulato la rotta balcanica camminando sui sassi. Il primo cittadino ce l'ha in particolare con la professoressa della scuola elementare di Marostica che ha ideato l'iniziativa. Come ben noto, Di Piazza ha particolarmente a cuore la sicurezza di quell'area prospiciente la stazione, chiedendo continui trasferimenti di migranti che dormono illegalmente nei magazzini del Porto Vecchio, poco distanti o nella stessa piazza. È stato proprio lui in più occasioni ad attivarsi per azioni mirate, prospettando anche una possibile recinzione di quello spazio, spesso teatro di violenze. Ma secondo me utilizzare i bambini per fare queste cose, quando sai benissimo che noi spendiamo, non so, ti do un dato, 22 milioni per i minori stranieri abbiamo speso, ma allora che si vergognino, e cosa facciamo? Spendiamo 9 miliardi all'anno in Italia per l'accoglienza di questi extracomunitari e cosa volete ancora di più? Quindi la riflessione in corso con l'avvocatura del comune circa possibili azioni legali. Se ci sono gli estremi parlerò con la mia avvocatura, se ci sono gli estremi la denuncio. Per la prima volta in vita mia il sindaco fa una denuncia. Allora, il dolore, la solidarietà, il crimine, le tante facce di un luogo simbolo. Piazza Libertà, indubbiamente una zona complessa a due volti in cui si intrecciano la solidarietà ma anche la criminalità. La fotografia di questa doppia faccia si è palesata in tutta la sua chiarezza mercoledì sera, mentre le associazioni umanitarie distribuivano ai migranti i pasti.
il reparto mobile della Polizia di Padova e l'unità cinofili della Guardia di Finanza si preparavano in controlli straordinari. Dopo ovviamente i fatti dell'8 maggio, dopo i fatti di giovedì dell'ultimo episodio di accoltellamento. Su questo tema, sulla questione di sicurezza a Piazza Libertà, ci siamo concentrati proprio ieri sera nella prima parte di Ring, perché prima del salotto politico in cui si è commentato quello che è successo con la gita di classe, si è commentata anche la questione di sicurezza in generale dopo il Comitato Ordine e Sicurezza in Prefettura, prima ha parlato per 25 minuti il prefetto di Trieste, Giuseppe Petronzi, le cui parole abbiamo già estratto in un formato più breve proprio relativamente al caso Piazza Libertà. Sentiamo. Dopo aver diciamo così, spiegato la rotta balcanica, sono venuti in piazza a far vedere ai ragazzini quello che era la situazione a Trieste. Ci sono tanti strumenti per conoscere la rotta balcanica, insomma, ecco, sicuramente se hanno deciso di andare in piazza, hanno ritenuto di fare in quella maniera la loro azione, non sta a me dire se è una cosa positiva o negativa. Io credo che il dibattito sia stato sollevato invece da questo che c'è intorno, dai fenomeni di carattere criminale che sono maturati in quel posto, e a questo punto c'è da chiedersi qual è il collegamento tra quelle presenze che sappiamo tutti che sono particolarmente numerose e che ci sono anche un po' a prescindere dalla distribuzione del pasto in quel posto, perché poi certo, ci tengo anche sia come posto ma anche come durata. Per questo dico, ma nessuno si permetterebbe di mettere becco su un'azione di solidarietà, e che credo che si stia andando oltre. Se dei professori e degli insegnanti di una scuola di Marostica, città bellissima peraltro, nella cui provincia ho fatto anche il questore a Vicenza, hanno ritenuto di fare questa azione, non penso che sia quello il tema diventa sicuramente cosa altro succede in quella piazza. Conoscere la rotta balcanica attraverso il buco della serratura di Piazza della Libertà può essere interessante, ma non penso che sia esaustivo. Come dire, dietro anche a questa presenza eccetera ci sono però fenomeni diciamo di criminalità, microcriminalità segnalati anche dalla polizia di spaccio e non solo, no? Che poi si agganciano a quel tipo di zona che viene tra virgolette in qualche modo controllata da chi ci dorme o provano a controllarla. Beh, categoricamente sì, stabile, nel senso che nel momento in cui, come è emerso dalle cronache, nel giro di un mese ci sono un paio di coltellate, sono stati portati dei bambini nei posti dove ci sono state delle coltellate, quindi decisamente sì. Può essere un posto dove si vede una porzione del fenomeno della rotta balcanica, ma è anche un posto dove avvengono determinati fatti, e quindi sarebbe bello che i bambini ci possano andare sempre in quel posto. Ritengo che la richiesta dei cittadini debba essere soddisfatta, e in questa direzione noi ci stiamo muovendo nel momento in cui io le dico che i servizi diventeranno più penetranti, rispettando sicuramente la lodevole azione di solidarietà che intendono fare le associazioni, ma assolutamente la destinazione d'uso di quella piazza e la fruibilità da parte dei cittadini in sicurezza e, mi permetto di dire, anche di decoro. Queste le parole appunto del prefetto di Trieste Petronzi. Poi, sempre sulla questione della gita di classe in Piazza Libertà e sulla gestione di ICS dell'accoglienza diffusa, ieri è intervenuto anche il presidente della regione Massimiliano Fedriga, in questo caso ai microfoni del nostro Gianluca Paladin. Sentiamolo. Sembra particolare come scelta, dopodiché magari forse se si vuole scoprire l'illegalità, forse è utile che allora i ragazzi lo sappiano, che esiste un'illegalità troppe volte coperta da associazioni che vivono di questa illegalità.
Così il presidente della regione, Massimiliano Fedriga, commenta senza giri di parole l'episodio avvenuto a Trieste in Piazza della Libertà, dove i bambini di una scuola elementare di Marostica sono stati portati in gita sul solco delle iniziative scolastiche volte ad approfondire il fenomeno della rotta balcanica. Sempre in merito ai fatti che ruotano intorno a Piazza della Libertà, il governatore è poi tornato sull'episodio dell'accoltellamento di un migrante afghano avvenuto venerdì scorso, senza risparmiare una critica al Consorzio Italiano di Solidarietà, presieduto da Gianfranco Schiavone. Sono rimasto esterrefatto da alcune dichiarazioni che danno la colpa all'Italia e agli italiani dell'accoltellamento. Se avete detto le dichiarazioni che ha fatto ICS, è colpa nostra che c'è stato l'accoltellamento, non dell'accoltellatore. Voi capite che un'impostazione del genere è il fallimento della legalità e purtroppo chi continua ad portare avanti questo tipo di impostazione culturale spero lo faccia in buona fede. La risposta del presidente di ICS alle parole di Fedriga non si è fatta attendere. Si tratta di dichiarazioni prive di ogni logica che invitano la popolazione sostanzialmente a un atteggiamento di tipo razziale. La responsabilità penale è individuale, chiunque commetta un reato, sia italiano che straniero. Noi non ragioniamo in questi termini così violenti, noi ragioniamo in termini di responsabilità istituzionali. Quello che abbiamo fatto osservare è che quando si lasciano centinaia di persone, tra l'altro aventi titolo ad essere accolte, in mezzo alla strada, si crea una situazione di enorme tensione sociale e si espone queste persone alla microcriminalità. Fedriga sta sostanzialmente dicendo che non vuole e non sa gestire alcun fenomeno pubblico e quindi non sta facendo ciò per cui è stato eletto, cioè amministrare. Allora torneremo a parlarne poi naturalmente con i nostri ospiti in studio, prima Tremul di Fratelli d'Italia alle ore 8, poi Cosolini del PD alle ore 9. Proseguiamo. Trump apre a Xi su Taiwan, non dichiari l'indipendenza, non voglio che si debbano percorrere 15.000 chilometri per andare in guerra, e a chi chiede se gli Stati Uniti interverrebbero risponde, la risposta la so solo io. A Washington si registrano timori bipartisan sul nodo invio armi a Taipei. Disgelo Stati Uniti-Cina, ma non è una svolta. Xi alla Casa Bianca, Pechino vertice concluso senza annunci roboanti. L'incontro rappresenta comunque un riavvicinamento. Il dragone, lavoriamo con gli States per ridurre i dazi. Norwegian Cruise a Trieste, torna a Trieste sabato 23 maggio, è attesa la GEM che effettuerà il primo degli 11 scali previsti di qui fino a fine ottobre per un movimento totale stimato in 25.000 passeggeri. Il presidente Consalvo, risultato importante che conferma il lavoro di TTP. Restano confermati i transiti già previsti delle unità degli altri due marchi del gruppo. La conferma arrivata a valle dei più recenti contatti tra la compagnia Trieste Terminal Passeggeri, che incassa così il risultato significativo nella strategia di consolidamento dello scalo nei principali itinerari crocieristici internazionali. Dopo aver fatto scalo in anni passati, Norwegian Line, uno dei tre marchi della Cruise Line Holding, si è infatti ritirata da Trieste con la sua GEM, nave da 294 metri di lunghezza, capace di trasportare oltre 2.390 passeggeri con 1.070 membri di equipaggio. Ora dunque il ritorno. Intanto domani l'approdo di Mein Schiff 4 da Ormuz, domenica intensa per la stazione marittima, è attesa la Mein Schiff 4 di TUI Cruises, reduce dalle settimane complicate legate al passaggio di Ormuz. Porti d'Italia, riforma inutile, un progetto con pochi soldi, non sarà in grado di pianificare. La nuova versione non corregge una centralizzazione priva di risorse finanziarie. Sì al tunnel ferroviario del Monte Maggiore, obiettivo eliminare il collo di bottiglia lungo la rete istriana. Istria, Quadrana Dalmazia, la pagina di cui ci stiamo occupando, il Monte Maggiore in lingua croata, il Lucca.
Dopo cinghiali, cervi e caprioli, in arrivo alle porte di Pola, avvistamenti sempre più frequenti. L'allarme sul fenomeno arriva dall'Istituto di Agricoltura di Parenzo. Croazia, governo che si appella a tutti gli operatori turistici, scontiamo i prezzi fino al 20%. Zagabria teme gli effetti di guerra e caro carburante sugli arrivi dell'estate. L'inflazione torna a mordere, il caro prezzi dell'energia preoccupa anche il governo croato. E questa è la controversa proposta circolata in Croazia. Tigre turistica dei Balcani, scrive Stefano Giantin, paese dove il turismo contribuisce al 20% circa del prodotto interno lordo, ed è dunque la proposta di andare a scontare i prezzi. Reazioni negative, pollice verso dalle associazioni di categoria, sono decisioni individuali, ognuno fa da sé. Ricerche sospese, a bordo erano in 20, morti 5 sub, il caso della strage alle Maldive. Oggi i soccorritori si immergeranno nella grotta per cercare le altre 4 vittime. La polizia maldiviana sta ascoltando anche gli altri che erano a bordo del safari boat. Gli italiani sotto shock, ma noi stiamo bene. Il meteo al momento dell'immersione era bello, la visibilità era ottima. Il racconto di quanti invece si sono salvati. Ci colleghiamo ora con la sala operativa della Polizia Locale di Trieste per le ultime su traffico, viabilità, eventuali altre segnalazioni. Buongiorno e bentrovati. Buongiorno a lei Stabile, buongiorno agli ascoltatori. Iniziamo bene la giornata perché abbiamo uno sversamento di olio idraulico causato da una rottura di un mezzo della Cegas che si snoda praticamente dalla parte alta di via Amendola, Commerciale, Giagioli, quelle zone là, e poi arriva fino a Largo Roiano, fortunatamente nell'area parcheggio. Tutto quanto in corrispondenza delle aree di prelievo dei rifiuti, per capirsi. Attualmente stiamo attendendo la ditta per la bonifica. La notte tutto sommato è andata abbastanza bene, c'è stato solamente un incidente solo danni con veicoli in sosta. Voglio far presente che la via Forlanini all'altezza del 37 è interessata da un restringimento di carreggiata con senso unico alternato per una problematica sorta ieri a seguito della pioggia intensa a un chiusino fognario che è stato praticamente divelto, e Acegas Fognature dovrà provvedere al suo ripristino e anche la verifica della sottostante fognatura. Questa mattina ci sono i divieti per quanto riguarda lo sgombro dell'arrivo delle navi sulle rive, quindi attenzione per quanto riguarda gli orari dei divieti, la partenza dei divieti. Noi saremo sul posto già dalle ore 11. Faccio presente che dalle 00 odierne fino a cessate necessità all'interno del Porto Francovecchio è interessato a divieti per quanto riguarda la manifestazione Cori Trieste che si svolgerà appunto nel comprensorio, pertanto ci sono i divieti dalla rotatoria di Viale Miramare fino praticamente alle uscite e all'ingresso di Largo Santos e della Bretella. Ci sarà un divieto di transito dalle 15 di questo pomeriggio alle 23, saremo anche noi presenti sul posto ovviamente per la relativa viabilità. Per domani, domenica, voglio far presente terza domenica del mese, pertanto c'è il mercatino nella parte retrostante della Piazza Unità, anche là interessato dai soliti divieti, e inoltre il mercatino degli hobbisti in Piazza della Borsa. E una notizia così eventualmente per lunedì dovrebbero iniziare i lavori di asfaltatura della via Milano in orario notturno dalle ore 22 alle 6 della mattina, e attenzione anche là perché ci saranno sicuramente dei divieti nelle zone non interessate dai divieti permanenti. Direi che per oggi ho detto tutto e saluterei. Grazie all'ispettore capo della Polizia Locale Paolo Gurtner. Siccome si è parlato anche degli effetti del maltempo, della grandinata, del temporale di 2 notti fa, andiamo a vedere quella che è stata la situazione che ha riguardato diciamo in modo più pesante l'Isontino ma anche Trieste. Vediamo.
Una grandinata come quelle che siamo soliti vedere solo d'estate, con distesa bianca di ghiaccio sulle strade, che ha reso chiaro il motivo dell'allerta meteo diramata dalla Protezione Civile per queste giornate di metà maggio. Oltre 130 le segnalazioni di allagamenti e 7 crolli di alberi per una nottata di super lavoro dei pompieri, 18 i mezzi al lavoro nelle province di Gorizia e Trieste, coadiuvati dalle squadre della Protezione Civile. Il rinforzo di vento di scirocco nella serata di ieri ha dato vita a una cella temporalesca che dall'area della costa di Lignano si è spostata verso Grado, Ronchi e Monfalcone, dove dalle 19:15 in poi si sono registrati i fenomeni più intensi. Complicata anche la circolazione in autostrada, con carreggiate completamente imbiancate nei pressi dell'Isert. Dunque la raffica di chiamate al 112 per allagamenti in tutto l'Isontino. Dopo la grandine, infatti, forti temporali hanno riversato ettolitri d'acqua al suolo, mettendo in difficoltà in particolare i possessori di scantinati. Dopo le 20:30, quella che i meteorologi chiamano supercella si è propagata in direzione di Gorizia con nuove forti grandinate che hanno interessato il capoluogo isontino con ripetuti scrosci nel corso di 2 ore. Dunque la perturbazione si è spostata anche verso il Carso e Trieste, dove l'intervento più serio di cui si sono dovuti occupare i vigili del fuoco è stato causato da un fulmine abbattutosi su un albero. Il tronco, di grosse dimensioni, è rovinato a terra in via Bonaparte attorno alla mezzanotte, a poca distanza dalla clinica Salus, cadendo sui veicoli e gli scooter in sosta nel tratto di strada Fondocieco. Sul posto si è reso necessario l'intervento dell'autoscala, considerata la mole e il peso dell'albero. Successivamente i pompieri lo hanno tagliato a pezzi con la motosega. Fortunatamente non stava passando alcuna persona al momento del crollo, ma i danni riscontrati alle autovetture sono ingenti. Una brutta sorpresa per chi stamani è andato a ritirare l'auto. Allora, tra gli altri effetti, la neve in montagna, la neve a maggio, colpo di coda dell'inverno sulle Dolomiti, temperatura a picco, l'ARPA del vicino Veneto prevede ancora instabilità, ma senza nuove perturbazioni atlantiche così fredde. Timori per l'agricoltura, Coldiretti, apicoltori in crisi. Questa l'immagine delle Dolomiti, queste invece le immagini che ci arrivano dal Tarvisiano della nevicata fuori stagione. Qui in particolare a Sella Nevea la situazione sembra veramente da pieno inverno. Fiocchi scesi fino a fondovalle, ormai succede raramente, il fenomeno sul Tarvisiano fino ai 1000 metri, l'ARPA è in controtendenza. Ad alta quota sono state riscontrate temperature anche parecchio al di sotto delle medie del periodo. Il sistema temporalesco si è sviluppato da Lignano a Palmanova, poi si è spostato verso est, interessando appunto tutta la pianura. Alberi caduti a Cervignano, la spiaggia ha retto all'urto del maltempo. Poi c'è da segnalare anche un altro aspetto, cioè i danni causati dalla grandinata alle colture, in particolare nell'area di Cervignano. Sentiamo cosa ci racconta Omar Costantini. Rocchi dei Legionari, come potete vedere dalle immagini di Enzo Iannacone, questo è tutto quanto era dentro nel sottopasso della ferrovia dopo la violenta grandinata che ha interessato questa zona della sinistra Isonzo nella tarda serata di ieri tra le 19:30 e le 21. Oltre 130 segnalazioni di allagamenti sono giunte al numero unico di soccorso da ieri sera nella zona del Friuli orientale dopo il passaggio di un'ondata di maltempo di forte intensità. La linea temporalesca nel pomeriggio si è formata nella zona di Lignano e Palmanova per spostarsi, intensificandosi verso est, dove si sono verificati rovesci insistenti e grandinate. Una situazione che si è protratta per tutta la notte, anche se con minore intensità. Nuovi rovesci sparsi si sono materializzati con minor forza rispetto a ieri nella mattinata odierna. Chi ha subito i danni è stata la campagna, ancora in fase di quantificazione le stime, ma dai primi sopralluoghi le perdite potrebbero aggirarsi tra il 60 e il 70% di mancato raccolto. Esattamente ieri sera verso le 7 di sera è passato questo fronte che ha scaricato in circa 2 ore oltre 70 mm di acqua e 5 grandinate. E quelle 5 grandinate, qualcuna con l'acqua, qualcuna secca, dimensioni varie da mezzo centimetro fino a 2-3 centimetri ci sono state e hanno creato sicuramente grossi danni per l'agricoltura e per le nostre zone. Qua vediamo il mais che ha ricevuto una grossa batosta che
che in parte si riprenderà sicuramente se non ci saranno ulteriori grandinate nel proseguo dei prossimi mesi e giorni. Però sicuramente le produzioni non saranno ottimali proprio perché la pianta comunque è stata danneggiata e quindi andrà a tutelarsi per produrre, ma non produrrà al 100%. Allora, noi adesso ci fermiamo per la pubblicità, torniamo tra poco con il resto della rassegna stampa. Bentrovati ancora in onda a Trieste, proseguiamo con la rassegna stampa, ora di sapore regionale. Ieri in Consiglio regionale la commissione relativa alle politiche abitative della Regione, affitti calmierati, il piano della Regione, target 10.000 alloggi nei prossimi 10 anni. L'assessore Mirante, aiuto a chi non ha i requisiti per le case popolari ma è in difficoltà a trovare alloggi a prezzi sostenibili. Il modello è quello di Vienna, il capitale dell'edilizia sociale. Quindi obiettivi principali: sostegno alla crescita demografica, riqualificazione urbana, sostegno alle edilizia, interventi specifici per le fasce grigie, i cittadini che non possono accedere a case ATER ma faticano ad accedere al mercato immobiliare tradizionale, edilizia convenzionata, case costruite con sostegno pubblico con vincoli sull'importo di affitti e prezzo di vendita, social housing, interventi per alloggi a prezzo calmierato, locazione o vendita. L'obiettivo è in 10 anni arrivare a 10.000 alloggi in Friuli Venezia Giulia a prezzo calmierato, riordino del sistema ATER, a oggi 29.482 alloggi in Regione. Ne parleremo nel TG di oggi con un commento politico a tutto tondo delle varie sensibilità del Consiglio regionale. Urso per Electrolux, un piano senza esuberi, mobilitazione a Porcia. Il ministro delle imprese: vogliamo convincere l'azienda a evitare chiusure. Una settimana fitta, assemblea di fronte alla fabbrica, incontro in municipio. Fedriga, rispetto per i lavoratori, e su Startec auspico un progetto credibile. Se torniamo un attimo in studio, io provo anche un attimo a recuperare il servizio proprio relativo ad Electrolux, di cui ci siamo occupati ieri nel nostro telegiornale regionale con il nostro Federico De Rosso, così andiamo anche a sentirlo nella nostra trasmissione. Ecco, giusto il tempo di dare modo alla regia di aggiornare la scaletta sul servizio Electrolux, appunto un caso che tiene sotto scacco gli operai della ditta del Pordenonese, così come servono rassicurazioni sul futuro di Startec. C'è stato l'incontro al Ministero in cui però sostanzialmente, al di là del 5% della paga maggiorata per quanto riguarda la prossima mensilità, si è anche detto che sostanzialmente sarebbe meglio passare ad altro a livello di proprietà, nonostante come dire, il passaggio da Adriatronics, Flextronics a Startec sia qualcosa di molto recente. Consigliere comunale perito in azienda, l'impegno è unico. Davide Cordenons, 32 anni, timori per il territorio, sono in contatto con le istituzioni, l'attenzione sul tema è molto alta. A due ruoli la stessa speranza, dare un futuro a Electrolux. Per Davide di Cordenons sono giorni di grande impegno, allo stesso tempo dipendente della multinazionale del Bianco, mentre lo scorso anno siede tra i banchi dell'Assemblea cittadina. Caso Electrolux, sentiamo. Purtroppo anche le crisi sono diventate troppe volte strumento da una parte e dall'altra, sia ben chiaro, di propaganda o attacchi ed altro. Dobbiamo avere rispetto dei lavoratori, di chi ha lavorato per 20-25 anni dentro uno stabilimento, e quindi trattare con estrema serietà questi temi e non invece sacrificarli, come troppo spesso la politica fa, sull'altare dello scontro.
Così il governatore della regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Federiga, interviene sul caso Electrolux, una crisi che continua a far salire la tensione tra istituzioni e lavoratori e che pesa sul futuro industriale del territorio. I sindacati parlano di un clima sempre più teso, con possibili scioperi improvvisi e stop agli straordinari, dopo un piano che prevede 1.700 esuberi su oltre 4.500 lavoratori in Italia. A Porcia lo scenario è critico, con il rischio di oltre 200 posti di lavoro e una riorganizzazione profonda tra il taglio delle linee produttive e la soppressione delle lavasciuga. Abbiamo costi di energia troppo elevati. Abbiamo una componentistica che non può concorrere con quella cinese, che costa molto di meno e che viene prodotta senza rispettare i parametri ambientali che invece in Europa dobbiamo rispettare, un costo del lavoro troppo alto. Quindi o in qualche maniera si crea una cordata pubblico-privata che possa riprendere in mano Electrolux, una domanda è dopo, perché la concorrenza cinese soprattutto sul basso di gamma sarà spietata. Gli Stati Uniti hanno salvato la situazione facendo entrare i cinesi direttamente nella proprietà, però questo significa che tutta la componentistica non verrà più acquisita né negli Stati Uniti né in Europa, ma direttamente dalla Cina. E quindi è un problema globale. Questo però richiama non tanto alle politiche nazionali, ma a un deciso, netto, urgente cambio di passo in quello che è il quadro giuridico europeo che sta deindustrializzando interi comparti. Sul fronte della mobilitazione, il 20 maggio nuovo sciopero davanti allo stabilimento di Ingresso Nord, mentre il 21 maggio il comune di Porcia riunirà 51 sindaci del territorio nella sala Lino Zanussi. Qui da noi le aziende, anche le aziende fornitrici, in questi ultimi 70 anni hanno strutturato una professionalità che non credo sia possibile reperire facilmente in altre parti del mondo, e questo dovrebbe essere per noi un valore aggiunto da far pesare nel tavolo delle trattative. La partita si sposta ora tra il tavolo del 18 maggio tra regioni e sindacati e l'appuntamento del 25 maggio a Roma al Ministero delle Imprese, dove la vertenza entrerà nella fase decisiva. Noi dobbiamo lavorare con serietà e parlare soprattutto quando abbiamo gli elementi corretti per poterlo fare. Anche su queste crisi io vedo che si parla un po' troppo prima di fare delle analisi approfondite e avere delle soluzioni o perlomeno delle ipotesi di soluzioni. Allora, un decennio di sviluppo accelerato, via Flavia in attesa dell'ex Olcese, dal paradiso del fai da te al ristorante giapponese fino all'officina per biciclette. La zona è quella che dal 2016 ha raccolto più investimenti commerciali. L'ex stabilimento porterà nuove imprese creando ulteriore vivacità economica. A sinistra l'ex Olcese col cantiere partito e immobile fatiscente di via Flavia. Ex caserma Banne, intesa col demanio per rinascita e tutela di oltre 50 ettari, protocollo con Regione Comune, tavolo tecnico al lavoro. Parliamo della caserma Montecimone, di cui vediamo alcune fotografie che ne illustrano l'attuale stato di abbandono, di degrado. Finalmente ci sono le condizioni per un recupero del complesso immobiliare, spiegano gli assessori regionali Amirante e Callari. Le aste deserte per i venti ruderi, vittime di incursioni vandaliche. Giriamo pagina per parlare anche della proposta di legge, anzi della doppia proposta di legge della CGIL sul settore sanità e appalti. Ieri il nostro Gianluca Paladin se ne è occupato in un servizio in cui il segretario provinciale Marega ha lanciato anche l'obiettivo di raccolta firme su queste due proposte di legge. Incrementare il finanziamento a un servizio che è stato indebolito e ferito in questi anni dalla mancanza di risorse. Una mobilitazione nazionale, assemblea generale organizzata dalla CGIL sul lancio della raccolta di 50.000 firme per due leggi di iniziativa popolare sulla sanità e sugli appalti. Obiettivo: rafforzare il servizio sanitario e contrastare lo sfruttamento del lavoro nel sistema degli appalti, introducendo principi di equità, giustizia e sicurezza. La mancanza di risorse ha significato la mancanza di personale, il mancato rispetto di quegli operatori che nel momento del Covid si sono impegnati ed erano gli eroi del tempo e ora sono stati rimessi in cantina, come si dice, e il potenziamento di servizi territoriali diffusi nel territorio, soprattutto per fronteggiare la grande trasformazione demografica che vede negli anziani i soggetti più fragili che hanno bisogno di servizi nel territorio, di attività
attività diffuse a domicilio, insomma il rilancio del patrimonio più prezioso del nostro Paese, che come continua a ripetere il Presidente Mattarella. Ecco, da questo punto di vista queste sono vertenze che sono aperte per noi della CGIL già da molto tempo e proviamo attraverso questa tipologia di iniziativa a provare a portare nella prossima discussione della legge di bilancio il tema per noi molto rilevante, perché oggi sulla salute noi pensiamo che non sia più garantito il servizio sanitario nazionale, cioè l'universalità dei servizi, e sugli appalti sappiamo che gravano diverse problematiche, non ultima abbiamo visto anche a Monfalcone relativo al tema della salute e sicurezza, e quindi pensiamo che lungo quella filiera si concentrino molte delle criticità oggi presenti nel lavoro. Allora, dalla mobilitazione della CGIL a quella invece dell'USB, lunedì sciopero e corteo USB, disagi nei servizi e per i bus. Un corteo attraverserà lunedì dalle 10 alle 12 la città, partendo dal Colle di San Giusto e arriva al Molo Audace, percorrendo Piazza Goldoni, Via Carducci, Via Roma e le Rive. Nella giornata dello sciopero generale programmato da USB in solidarietà della Global Sumud Flottiglia, infatti la Federazione di Trieste manifesterà fino al mare per essere idealmente vicini al Mediterraneo e a Gaza. Il servizio. Le persone che fanno sempre più fatica con un costo della vita che si alza, ritengo che tutti ormai quando vanno a fare la spesa capiscono cosa significa gli impatti di quello che sta avvenendo in luoghi molto lontani, e tutti vorrebbero farci credere che la guerra è lontana, che quelle morti sono lontane, ma quelle morti ci riguardano e noi non vogliamo esserne né complici né sostenitori. Sciopero generale promosso a livello nazionale dall'USB. Alla base della mobilitazione di lunedì 18 maggio ci sono le richieste contro le politiche di riarmo e i tagli ai servizi pubblici. Le spese legate alla guerra hanno conseguenze dirette su salari, welfare, sanità pubblica e scuola e pesano sulle tasche dei cittadini, sostiene il sindacato. Sciopereremo con un corteo che passerà per le vie del centro. Chiaramente le motivazioni sono le seguenti: l'escalation bellica e militare che sta colpendo il Medio Oriente, che continua a produrre morte e distruzione, non impatta soltanto sulle vite umane, ma impatta direttamente oggi sulle tasche anche dei lavoratori e delle lavoratrici italiani. Basta pensare ai rincari della benzina più 30%, ai rincari delle bollette più 25%, agli affitti più 7% e un costo della vita che sale sempre di più. Lo sciopero potrebbe avere effetti su sanità, scuola, pubblica amministrazione e sui trasporti, soprattutto per chi dovrà spostarsi con treni o autobus. Resta escluso il trasporto aereo. Chiaramente l'economia di guerra in cui ci sta trascinando il governo Meloni è diretto responsabile anche della complicità del governo con lo Stato di Israele, il continuo invio di armamenti e degli accordi commerciali che noi intendiamo fermare. Chiaramente lo sciopero parla di questo, del legame che c'è oggi tra quella che è la situazione in Medio Oriente e l'economia di guerra che sta colpendo il nostro Paese. Queste le parole dunque di Sasha Colautti dell'USB, ancora dal quotidiano Il Piccolo, bagni della scuola di via Vasari, situazione sempre più critica, guasto anche l'altro servizio igienico al piano superiore, al via i lavori dalla giornata di lunedì. Ospita 120 bambini in un edificio che vedrà l'inizio dei lavori dal tetto in via Cavalli. Stalking in supermercato, altra collega nel mirino, processo bis al salumiere dopo un flirt negato, se l'è presa con l'amica della donna. Poi ancora mascherine non idonee, la Guardia di Finanza chiese invano il sequestro in era Covid, Cavallo, ascoltato il Senato, Fratelli d'Italia, ispezione in procura. Qui invece si parla della caduta dell'albero in via Bonaparte, di cui abbiamo parlato nel servizio sul maltempo. San Giusto il doppio campanile sul colle con gli avanzi romani e qui insomma c'è un rendering su quella che era la situazione appunto ai tempi dei romani. Lo squero di Fertiglia, lo squero Fertiglia a Barcola ricorda chi accolse gli esuli in quel di Alghero. La città sarda diviene uno dei principali centri di raccolta dei giuliani dalmati, lo spazio accanto alla Mula de Trieste si affaccia sul mare, diventa approdo di memoria. Allora andiamo a vedere e a sentire ieri mattina quella che è stata l'intitolazione dello squero a Fertiglia.
Lo squero marittimo della Pineta di Barcola, all'altezza della statua della mula, da oggi si chiama Squero Fertilia, città giuliana di Sardegna. L'intitolazione è avvenuta al termine di una breve cerimonia cui hanno partecipato il sindaco di Piazza, il suo omologo di Alghero Raimondo Cacciotto e l'assessore comunale alle politiche del territorio Michele Babuder, che per l'intitolazione molto si è prodigato. Da figlio e nipoti di esuli istriani che non hanno mai rivendicato ma hanno sempre inteso ricordare, questo è lo spirito con il quale la città di Alghero e la città di Trieste intendono ricordare quegli episodi drammatici che hanno coinvolto centinaia di migliaia di italiani in questo luogo che si affaccia proprio a quelle terre e che con il mare ci unisce fino alla Sardegna. Fondata nel 1936, Fertilia, frazione di Alghero nata come città di bonifica, divenne uno dei principali centri di accoglienza per gli esuli giuliano-dalmati, in un periodo, non dimentichiamolo, in cui altre città italiane, nel frattempo ravvedutesi, trattavano gli esuli con disprezzo e la comunità giuliano-dalmata ha contribuito in modo significativo alla vita culturale e sociale di quel territorio, mantenendo vivo il ricordo delle proprie origini e consolidando un forte legame con Trieste. Hanno trovato casa, hanno generato valori importanti da una pagina triste della storia di questo paese e oggi siamo qua a celebrarla e rinsaldare un'amicizia che negli anni si è consolidata veramente grazie al sindaco e all'amministrazione di Trieste. Un rapporto, quello fra Trieste e Fertilia, che si rinsalda di continuo. Lo scorso ottobre, ad esempio, lo stand di Fertilia, sempre presente in Barcolana, ha ospitato il ministro del lavoro Calderone, nata in Sardegna da genitori istriani, un legame che il sindaco di Piazza così sintetizza. Fertilia, sai, lì c'è la storia della nostra gente che ha dovuto abbandonare le nostre terre ed è stato veramente sono nate delle amicizie, sai, emozionanti, le amicizie emozionanti, questo è nato. Allora, galleria da raddoppiare e il futuro per Muggia, il sindaco Polidori, solo falsa propaganda da PD e GAG, riduzione delle code prevista fino al 75% e del 7% per il traffico su via Roma, garanzie doppie ai proprietari. Scrive Luigi Putignano, non si placa la polemica a distanza sul raddoppio della galleria Nazario Sauro di Muggia e la volta del sindaco Paolo Polidori che dopo aver illustrate le strategie posto la sentenza del TAR non impugnata, replica gli attacchi ricevuti dalle opposizioni del gruppo Alternative Galleria del portavoce Piero Metullio. Se il PD ad esempio era tornato a definire inutile il raddoppio della galleria, e GAG aveva avanzato la richiesta di accesso agli atti per poter bloccare un domani la realizzazione del progetto. Fumo negli occhi, confusione, strumentalizzazione, falsa propaganda. Questi per il primo cittadino sono i commenti che emergono dagli interventi delle opposizioni e dal GAG. Questa è la situazione per quanto riguarda Muggia. All'asta a Milano il ritratto di Svevo firmato Leonor Fini, si legge nelle pagine di cultura del quotidiano Il Piccolo. Ma a proposito di cultura, ieri sera la prima per quanto riguarda il musical Principe d'Egitto al Teatro Rossetti, repliche anche oggi al Rossetti pomeridiana e serale e poi domani domenica. Andiamo a vedere la recensione del nostro Umberto Bosazzi che ci racconta come è andata la prima. Il pubblico triestino promuove più che a pieni voti Il Principe d'Egitto. Il musical tratto dal film di animazione DreamWorks inizia a Trieste in questi giorni il proprio percorso nel nostro paese, che ad autunno inoltrato lo porterà a Roma e a Milano. La storia raccontata è quella che quasi tutti conoscono. Chi di noi non è stato tirato su col cartoon lo è stato precedentemente con i 10 comandamenti. Pertanto vi è una certa familiarità con la vicenda biblica di Mosè e Ramses. Nella fattispecie lo spettacolo insiste a più riprese sul rapporto fra i due, cercando ove possibile, già che comunque in un musical siamo, di approfondire quel poco che sia sufficiente affinché il tutto non risulti banale. Il cast offre una buona prova d'insieme, sottolineata dagli applausi. Per noi di casa è un piacere ritrovare la nostra Daniela Pobega, Mosè impersonato da Riccardo Maccaferri, Ramses da Lorenzo Tognocchi. L'apporto degli effetti speciali di Marco Carta è efficace ma meno invasivo di quanto si fosse portati a pensare. L'apparato scenico è importante ed imponente ed è facile immaginare che dietro le quinte si svolga un lavoro impressionante. C'è una sola
perplessità. La fedeltà iconografica al disegno animato, sottolineata dal regista Federico Bellone in sede di presentazione alla stampa, che per forza lesina sullo sfarzo, quello sfarzo cui è abituato chi identifica Mosè con Charlton Heston, Ramses con Yul Brynner e non dimentica il film di Cécile B. DeMille. In ogni caso, di fronte al successo dello spettacolo, il rilievo è solo ed esclusivamente generazionale e perfino non generalizzato, se non addirittura pedante. Bene, allora per chi vuole andare a vederlo c'è tempo appunto fino a domenica. Andiamo a vedere anche le pagine sportive. Dunque, Taccetti, il diktat più aggressivi contro Brescia. Il tecnico analizza l'esordio della serie playoff in casa della Germania, li conosciamo, nell'ultimo match li abbiamo messi in difficoltà, per provare a vincere dobbiamo difendere forte e meno palle perse. I quarti di playoff, come tutte le sfide, si giocano al meglio delle 5 partite, prime 2 gare al Palaleonessa di Brescia, giovedì 21 maggio è il giorno nel quale Trieste giocherà al Palarubini. Archiviata la stagione regolare per la Pallacanestro Trieste, è tempo di resettare e tuffarsi nei playoff. Questa sera alle 20:30 il parquet della Palaleonessa si accenderà per gara 1 dei quarti di finale, sfida affascinante e carica di significati. Da una parte la Germani Brescia, seconda forza del campionato, dall'altra parte i settimi in classifica, con spirito di rivalsa ovvio dopo il 3-1 della serie dell'anno scorso, proprio Brescia a eliminare Trieste dai playoff. Cotelli sulla panchina opposta, contropiede top, cercheremo di limitarlo. Parla il tecnico amico di Taccetti, rispetto per i biancorossi, il nostro obiettivo è arrivare in fondo. Che tipo di insidie, chiede Lorenzo Gatto a Cotelli, teme della squadra triestina? Ritengo che Trieste, dice, sia una squadra molto forte con diversi giocatori di alto livello. Durante la stagione ha avuto un rendimento altalenante ma un notevole impasto offensivo, grande capacità di produrre break e correre in contropiede, caratteristiche che Brescia non possiede in eguali misure e che onestamente invidio un po'. Dovremo lavorare per arginarle. Nutro un grande rispetto per loro, sia per la qualità del roster che per l'esperienza. Si conoscono molto bene i due tecnici che hanno lavorato insieme come assistenti. Andiamo avanti poi con la Triestina. Minesso, l'Unione merita palcoscenici ben più alti. 3 anni fa l'ex Alabardato festeggiava la vittoria nello spareggio di Seregno. Quella salvezza raggiunta nei minuti finali sul campo del San Giuliano, un bel ricordo. Tanti milioni spesi dagli americani ma senza attuare una seria programmazione. Ora andiamo anche a vedere quello che sarà l'altro impegno interessante giornaliero, cioè la semifinale di Eurocup alla piscina Bruno Bianchi per le Orchette, che puntano a entrare per la terza volta consecutiva, per il terzo anno consecutivo, in finale di Coppa Europea. Oggi la gara 2 decisiva alla Bianchi e l'andata fu pareggio per 12-12, quindi chi vince vince e passa. The time is now. Oggi, sabato 16 maggio, la semifinale di ritorno della Eurocup femminile, in cui la pallanuoto Trieste si gioca tutto con il Barceloneta. Si gioca la Bruno Bianchi alle ore 20, si parte dal 12 pari maturato nella gara d'andata e la sfida più attesa della stagione per la squadra sponsorizzata dalla Summer & Co Shipping, che cerca per la terza volta consecutiva la qualificazione alla finalissima di Coppa. Compito ovviamente complicato, quello che attende le Orchette, che però potranno contare sul vantaggio del fattore campo e sul sostegno del pubblico di casa. Sicuramente sarà una bellissima partita, sono queste le partite belle da giocare, da giocatrice e anche da capitana. È bellissimo essere qua in casa, è bellissimo essere davanti al nostro pubblico e sarà uno sprone in più per noi per vincere questa partita. I dettagli conteranno centimetri ed episodi, sicuramente loro sono una squadra molto forte, molto preparata, hanno giocatrici forti e anche olimpioniche, quindi per noi sarà importante diciamo cercare di
stopparle nei loro punti di forza e cercare anche un po' di pizzicarle nei loro punti di debolezza. Il Barceloneta di Jesus Martín ha chiuso al quinto posto la División de Honor, mancando solo per un punto l'accesso alle semifinali scudetto. La giocatrice più rappresentativa è indubbiamente Paula Leighton, centroboa della nazionale spagnola, oro olimpico a Parigi 2024, autrice di una doppietta nel confronto dello scorso 11 aprile al San Sebastián. Attenzione anche alla tiratrice Clara Diaz, 4 reti all'andata, e alla serba Nada Mandic. La Pallanuoto Trieste o il Barceloneta passeranno il turno in caso di vittoria con qualsiasi punteggio, altrimenti si andrà ai tiri di rigore. Allora, tra le altre notizie, la Dole Corre Trieste, tutto pronto, stasera il via Family e competitiva, nell'area di Portovecchio 1 migliaio di partecipanti su un circuito di 3 km, la 10 al via alle 19:20 promette spettacolo con protagonisti tra i maschi il burundiano Intunzinzi e il keniano Tiongjin, insidiati dallo sloveno Kokal. Poi Trieste domati in casa, AN Brescia troppo forte, al polo di Sant'Andrea, padroni di casa KO in gran difficoltà con i lombardi. Come detto, oggi la semifinale di Coppa delle Orchette contro il Barceloneta, mentre a livello nazionale ovviamente la sfida rinviata per Sinner alle 3 di oggi sul 4-2 dopo aver pareggiato i primi 2 set con Medvedev. Fuori invece Darderi, che è arrivato in semifinale ma si è dovuto arrendere a Ruud che aspetta già qualificato in finale l'esito dell'ultima parte di match rinviato tra Sinner e Medvedev. Ci fermiamo, tra poco si parte con gli ospiti. Corrado Tremol di Fratelli d'Italia tra poco, poi alle ore 9 Roberto Cosolini del PD. Bentrovati in diretta su Tele4, con noi Corrado Tremul, consigliere comunale di Fratelli d'Italia, che ringrazio per essere con noi. Buongiorno e bentrovato. Buongiorno, vi ringrazio a voi come sempre per questi 10 anni, ridendo e scherzando. Ho cominciato all'epoca con il buon Scaramucci, la prima volta mi ricordo, e un saluto a tutti i cittadini. Allora, volevo iniziare prima di sentire la telefonata, dalla questione Startech, cioè l'azienda ex Flextronics, ex Adriatronics, per capirsi, per intendersi di chi insomma magari è meno avvezzo a questi passaggi societari, perché insomma sono vissuti momenti difficili, 320 dipendenti, prima senza stipendio, poi è arrivato un anticipo, poi la seconda tranche, quindi sono partiti gli incontri al Ministero con le parti regionali, con i sindacati. Il tema però mi sembra già di capire è che si punta a un nuovo cambio di proprietà e quindi, come dire, la situazione era appena stata risolta. Esatto, allora infatti era il primo punto che avevo messo nel mio piccolo, in primis la mia solidarietà per le famiglie, per dei lavoratori chiaramente stessi, anche perché conosco non tantissimi, ma casualità, conosco un paio di ragazzi che lavorano dentro, il discorso della paga, inutile, il denaro oggi come oggi è importantissimo, si sta parlando appunto di famiglie, ci sono delle famiglie che lavorano ambedue addirittura dentro nella stessa Startech, no? Mi sono chiaramente informato della situazione, so che continuano appunto degli incontri, gira questa voce di appunto che addirittura cambio proprietà. Ecco, io dico solo questo, di mettersi un po' la mano tra virgolette sul cuore, e giustamente i lavoratori chiedono chiarezza, perché ribadisco, c'è il lavoratore, dietro c'è la famiglia che ogni santo mese, con quello che sono i costi della vita oggi, anche a sapere che a fine mese mi arriva è già un qualcosa. Ecco, la chiudo qua, ma molto, molto deluso. Ecco.
uso il termine deluso perché poi stesso discorso era anche per i lavoratori della Wärtsilä, anche qui potrei dire, anzi lo dico, so che ci sono degli ulteriori, sono stati anche convocati a Roma i sindacati, so che si sta lavorando, so che a Roma e la Regione sta seguendo questo discorso della Startech, eccolo, dal mio punto di vista molto, molto triste, eccolo Marco. Allora, telefonata da casa, pronto? Pronto, buongiorno, sono Franco da Udine, buongiorno loro signori, triestini e friulani. Buongiorno. Visto che le ditte normalmente dovrebbero guadagnare, e praticamente se guadagnano, perché il governo non acquisisse queste ditte? Anche se in perdita vuol dire che praticamente non paghiamo la eventuale cassa integrazione. Cosa ci vuole? Ho sentito oggi Federica parlare, ma tutti parlano di cose già che sappiamo, ma le soluzioni, io do una soluzione, acquisire tutte le ditte in perdita del governo, senza pagare eventuali casse integrazione. Però paghi l'acquisizione della ditta. Cosa ci vuole? Non lo so. Ditemi un qualcosa di fattivo, non solo parole e girate la pappa lì così. Va bene, qui dite qualcosa di fattibile, quello che dice lei non lo è, quindi come dire, mi sembra un po' contraddittorio. Comunque, volevo far vedere a Corrado Tremul, per riaprire l'argomento, ovviamente ha già visto tutto, quello che è successo in Piazza Libertà con i bambini fatti, diciamo così, partecipare alla distribuzione dei pasti di Linea d'Ombra, dell'associazione Linea d'Ombra, dopo aver simulato la rotta balcanica in classe. Andiamo a vedere il primo servizio del nostro telegiornale di ieri con l'amico Guido Indri in regia, poi ne parliamo. Ciao, di che scuola sei? Sono al Palice Cuman Pertile di Marostica in provincia di Vicenza. Di Marostica, sei venuta qua nella Piazza del Mondo per aiutare e per aiutare, dare cibo ai più bisognosi. In gita scolastica fra i migranti di Piazza Libertà davanti alla stazione di Trieste, fianco a fianco con i rappresentanti di Linea d'Ombra, i bambini hanno consegnato i pasti ai richiedenti asilo. Nella stessa area teatro di accoltellamenti, l'ultimo con gravi conseguenze sabato scorso, spaccio di droga e fenomeni di racket fra migranti neoarrivati e bande che presidiano la zona. Si tratta del video che ritrae l'iniziativa organizzata dalla scuola elementare Arpalice Cuman Pertile di Marostica in provincia di Vicenza, in cui poi sono gli stessi bambini a spiegare come in classe siano state simulate con gli insegnanti le difficoltà del viaggio sulla rotta balcanica. E a scuola avete fatto anche un esercizio? Sì, abbiamo fatto tipo un percorso ad occhi vendati, perché loro scalzi perché durante la rotta balcanica le scarpe, siccome durano anni e anni, le scarpe e i calzini si rompono, perciò devono camminare senza calzini, e quindi noi le abbiamo fatto da bendati perché di solito loro camminano nel buio per non farsi trovare dalla polizia, perché non potrebbero andare in giro. E sì, abbiamo oltrepassato degli ostacoli un po' più alti, altri con dell'acqua, anche bagnati con dei sassi. Ad attivarsi per prima, dopo la diffusione via social del video, l'europarlamentare della Lega, già sindaco di Monfalcone, Anna Maria Cisint. Presentata l'interrogazione al ministro Valditara perché quello che è successo in quella scuola primaria a Marostica è gravissimo. Le maestre hanno organizzato un'attività per simulare il comportamento dei migranti irregolari sulla rotta balcanica, bendando i bambini perché i migranti si muovono al buio per scappare dalla polizia e poi camminando scalzi sui sassi, una situazione veramente al limite, oltre il limite dell'ideologia, utilizzando il lavaggio dei cervelli verso bambini che non hanno ancora il senso critico e portandoli poi in Piazza Libertà a Trieste, dove stazionano moltissimi irregolari e dove solo una settimana fa ci sono stati degli accoltellamenti, non è stata nemmeno la prima volta ed è consueto purtroppo anche lo spaccio di droga.
Anche l'onorevole di Fratelli d'Italia, Nicole Matteoni, si è attivata con i colleghi parlamentari del Veneto redigendo un'interrogazione a risposta scritta nei confronti del Ministero dell'Istruzione. Nel pomeriggio di oggi, a polemica ormai esplosa, la nota del Ministero che informa come l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto ha immediatamente avviato le opportune verifiche sulla vicenda al fine di accertare le modalità didattiche delle attività disposte e le modalità di svolgimento delle stesse. Il Ministero monitorerà con la massima attenzione gli sviluppi della vicenda. Allora, questo è il punto della situazione tra quello che è successo, i commenti politici e poi l'azione del Ministero che invierà gli ispettori e la scuola per capire come ci si sia mossi per realizzare questo progetto. Tremu. Allora, sono rimasto allibito perché praticamente, non dico in diretta, ma poco via, avevo ricevuto delle segnalazioni da parte di cittadini e anche un amico, allorché io non ho solo WhatsApp, come lo sa bene qua Marco, io social zero, sta di fatto che ho detto: ma sei sicuro, siete sicuri? E mi hanno girato questo video. Allora, lasciamo stare un po' tutti i discorsi, tanto per non essere frainteso. La cosa che a primo acchito mi ha stupito e inalberato, usiamo questo termine, è ultimamente, ma i genitori di questi bambini sanno dove sono andati? Hanno avuto l'autorizzazione i docenti? So qualcosa, visto che mia madre era docente, insomma maestra, ma lasciamo stare in altri anni che si andava a far gite per vedere qualcos'altro, i tempi sono cambiati. E là ho detto, se hanno avuto i genitori, hanno dato, scusi, il consenso i genitori a questa scuola, va bene, ok, i genitori, solo che vorrei anche capire se i genitori si sono resi conto dove sono andati ad fare questa gita, diciamo, questo passaggio della gita, in una delle piazze, secondo me tra sicuramente le due più pericolose. La cronaca parla chiaro, episodi di rissa, di spaccio e accoltellamenti e quant'altro. E allora là ho preso il telefono, ho chiamato subito Giacomelli, poi siamo sentiti con la Nicole Matteoni, che si è data subito da fare per interpellare il ministro Valditara. Allora, sono curioso a questo punto di vedere che relazione verrà fatta, perché ribadisco, mi auguro che si sia svolto il tutto alla luce del sole, dai, usiamo questo termine, però dire anche in questo caso inalberato da questa scelta. Io ho associazioni, collaboro, faccio da una vita volontariato, portavo io questi ragazzi, ci sono sia le persone anziane, ci sono tante associazioni sul territorio che indubbiamente avrebbero avuto il piacere di essere aiutati, contattati, una parola, un discorso da questi giovani ragazzi, come hanno fatto ad esempio, e concludo, nel comune di Trieste poco tempo fa c'è stato quel discorso della scuola Caprin, dove ci sono stati questi ragazzi, ero presente, bellissimo, hanno partecipato, saranno del controllo, usiamo il termine. Questo lo trovo molto più interessante. Ecco. Allora, sentiamo la prossima telefonata. Pronto, buongiorno. Pronto? Buongiorno. Prego. Buongiorno. Buongiorno, Bruno al telefono. Buongiorno. Ecco, una domanda, signor Corrado, giusto così, perché la reputo una persona molto Italia 1, come si dice, no? Cosa te pensi? Parlo in tristi, cosa te pensi? Sì, parliamo pure in tristi. Cosa te pensi siamo arrivati alla frutta, a Trieste di arrivare alla frutta, che non finì, perché vedo che sta cedendo completamente.
non è che diventerà una seconda Monfalcone, o non so, vedo sei triste, anche queste fabbriche che chiudi, un po' con i sindacati, perché io quando lavoravo alla Sartubi al tempo, sì, faremo qua, faremo là, alla fine se che decido di chiudi e tutti in strada. Siamo 6 mesi, mai messi, molto mai messi. Corrado, un tuo pensiero, la ringrazio, vi ringrazio tutti, ciao. Ciao, grazie signor Marco, mi pare, no? Sì. Ok, giusto? Sì, ok, perché mi sono perso l'inizio. Beh, guarda, io lo dico, anzi parlo in triestino, lo dico da tempo, che Trieste sicuramente, ho cominciato a dirlo qua da voi, proprio a Tele 4 e all'epoca già in consiglio circoscrizionale, che Trieste è cambiata, sta cambiando, sicuramente dal punto di vista non è più un discorso di percezione, è proprio un discorso di sicurezza, quello che è altresì sicuro che si sta mettendo in campo a livello umano tra le forze dell'ordine, anche i vigili nostri, il cane Conan, che mi piace citarlo, l'assessore nostro De Gavardo, si sta cercando di fare quello che è tutto quello che è possibile. Poi io ho sempre detto, ci sono delle cose che dovrebbero essere cambiate, in primis il cambio delle regole di ingaggio da parte della polizia, fondamentale dal mio punto di vista, perché abbiamo visto anche l'ultimo episodio dell'accoltellamento, io ho 13 anni, 14 anni, sono minorenne. Sono delle cose che in questo paese sinceramente dovrebbero cambiare. Sicuramente ci sono delle città, e lo parlo per il lavoro che facevo, che stanno sicuramente molto peggio e non serve andare tanto lontano per quanto riguarda il discorso della sicurezza. Per quanto riguarda il discorso del lavoro, è una situazione che indubbiamente, come ho detto prima, per la Startec, ma non solo, anche l'ex lavoratori Varsila, deve assolutamente far riflettere, perché è un discorso sia sociale e sia di vita e di qualità di vita da parte dei lavoratori, deve far riflettere chi ha la carrega giusta. Allora, abbiamo ancora una telefonata, poi volevo far sentire a Corrado Tremula anche il prefetto Petronzi, che si è espresso in maniera molto chiara, Lo saluto. devo dire ieri su Piazza Libertà. Pronto? Pronto, buongiorno. Dottor Stabile, buongiorno a lei e al suo ospite, sono Nevio Santini. Buongiorno signor Santini. Grazie per signor. Signor, tutta la vita. Io. Spero che Corrado dica. No, signor, tutta la vita per quanto mi riguarda. Lo dico, fino a prova contraria. Allora, per come la vedo io, scusate, approfittare della propria ideologia politica e sfruttare dei bambini, il cervello dei bambini, guardi, per me è una cosa inaudita. Quelle maestre andrebbero sbattute letteralmente fuori. Vadano a fare le maestre a Gaza o dove vogliono, non qui in Italia, perché non ne possiamo più di questa gente. Va bene? Lei provi a camminare al mattino, non so, via Carducci, sembra di essere a Islamabad, non a Trieste. Una cosa inaudita, ma basta. E queste vanno a sfruttare in una piazza dove c'è lo spaccio, dove ci sono dei probabili delinquenti, perché bisogna dirla così, va bene? Anche sessualmente parlando, perché se sono bambini della quinta elementare, ragazzi, questi qua non fanno non hanno tante problematiche a livello sessuale e portano i bambini in quel posto lì, ma è una cosa che non sta né in cielo né in terra. Abbiamo toccato veramente il fondo. Scusate questo mio sfogo, vi auguro una buona giornata. Buona giornata a lei. Santini, che dire, quello che è appunto. Ho parlato prima, proprio per se stesso il luogo, ma non è che lo dice Tremul Corrado o il telespettatore,
oggettivamente ribadisco, è la cronaca. Cioè, che vadano in Piazza Unità potevano andare, no? C'è Piazza della Borsa, di piazze ce ne sono tante. No, là proprio. Allora io, per il mio periodo scolastico, che c'è sempre qualcuno che si interessa delle scuole che ho fatto, no? Non qualcuno, pochi per dire la verità, molto pochi, però nei miei 3 anni di, se chiamiamola superiore, che era poi a tutti gli effetti, è chiaro che ho avuto problemi anch'io per il mio modo di essere, di credere, di ragionare, e per quello, secondo me, soprattutto all'età ancora più bassa, la politica la devi lasciare fuori. I bambini devono ragionare con la propria testa e sicuramente coadiuvati dai genitori. Non può essere un docente che sceglie cosa e come, simpatia, antipatia e quant'altro. Deve star fuori, i bambini devono essere liberi, che già questo mondo, sinceramente, non è più il mondo mio, e non credo neanche qua di Marco, insomma, no? Dove eravamo abituati alla strada, al rubamazzetto, skateboard, che quella volta ha fatto quelle baliniere, insomma, lasciamo stare. Lasciar fuori assolutamente qualsiasi scuola, lasciar fuori la politica, perché saranno loro a farsi la propria idea su come è giusto, sbagliato, perché, per come. Sulla questione Piazza Libertà, più in generale, abbiamo sentito ieri sera le parole del prefetto Petronzi, ospite nella prima parte di Ring. Sentiamo un estratto. Dopo aver, diciamo così, spiegato la rotta balcanica, sono venuti in piazza a far vedere ai ragazzini quello che era la situazione a Trieste. Ci sono tanti strumenti per conoscere la rotta balcanica, insomma, ecco, sicuramente se hanno deciso di andare in piazza, hanno ritenuto di fare in quella maniera la loro azione, non sta a me dire se è una cosa positiva o negativa. Io credo che il dibattito sia stato sollevato invece da questo che c'è intorno, dai fenomeni di carattere criminale che sono maturati in quel posto, e a questo punto c'è da chiedersi qual è il collegamento tra quelle presenze che sappiamo tutti che sono particolarmente numerose e che ci sono anche un po' a prescindere dalla distribuzione del pasto in quel posto, perché poi ci tengo anche sia come posto ma anche come durata. Per questo dico, ma nessuno si permetterebbe di mettere becco su un'azione di solidarietà, e che credo che si stia andando oltre. Se dei professori e degli insegnanti di una scuola di Marostica, città bellissima peraltro, nella cui provincia ho fatto anche il questore a Vicenza, hanno ritenuto di fare questa azione, non penso che sia quello il tema diventa sicuramente cosa altro succede in quella piazza. Conoscere la rotta balcanica attraverso il buco della serratura di Piazza della Libertà può essere interessante, ma non penso che sia esaustivo. Come dire, dietro anche a questa presenza eccetera ci sono però fenomeni, diciamo, di criminalità, microcriminalità segnalati anche dalla polizia di spaccio e non solo, no? Che poi si agganciano a quel tipo di zona che viene, tra virgolette, in qualche modo controllata da chi ci dorme o provano a controllarla. Beh, categoricamente sì, Stabile, nel senso che nel momento in cui, come è emerso dalle cronache, nel giro di un mese ci sono un paio di coltellate, sono stati portati dei bambini nei posti dove ci sono state delle coltellate, quindi decisamente sì. Può essere un posto dove si vede una porzione del fenomeno della rotta balcanica, ma è anche un posto dove avvengono determinati fatti, e quindi sarebbe bello che i bambini ci possano andare sempre in quel posto. Ritengo che la richiesta dei cittadini debba essere soddisfatta, e in questa direzione noi ci stiamo muovendo nel momento in cui io le dico che i servizi diventeranno più penetranti, rispettando sicuramente la lodevole azione di solidarietà che intendono fare le associazioni, ma
ma assolutamente la destinazione d'uso di quella piazza e la fruibilità da parte dei cittadini in sicurezza e, mi permetto di dire, anche di decoro. Quello che dice il prefetto sostanzialmente, Piazza Libertà è di tutti, è dei cittadini, è giusto che loro ne possano fruire, va anche bene dare i pasti ai migranti, però dice diciamo, si sta andando un po' oltre. Ecco. Ma condivido con quanto detto, che poi si riallaccia al discorso che abbiamo fatto fino adesso. La zona, cioè tu porti dei bambini in una zona pericolosa. Vai fuori a Milano, fuori dalla stazione o nel corso Peschiera, per dire attorno alla stazione a Mestre, se vogliamo in quei vicini. Cioè, ribadisco, lasciate i bambini che decidano cosa pensano, cosa vogliono fare, con l'aiuto della famiglia in primis, non altro metaccio. Allora c'è anche la vignetta del nostro amico Marco Englaro che scrive: saluto il signor Englaro. E quei fioi de Marostica era meglio imparare a giocare a scacchi, riferimento ovviamente alla partita con gli scacchi giganti che si gioca proprio nella piazza centrale, di Marostica, e per cui è famosa, no? C'è dipinta la scacchiera proprio sul sedime della, tra l'altro bellissima piazza della cittadina veneta. Pronto? Pronto? Prego. Buongiorno. Buongiorno, volevo parlare con Tremul. Volevo dire che ha ragione Santini, perché i nostri bambini hanno già abbastanza problemi sui, basta andare al burlo a vedere cosa che c'è. Dopo il Covid ha paura addirittura di dormire in scuro la notte i fioi, uno di questi è anche mio nipote, quindi non darghe problemi grossi, più di quel che lei con gente drogata e maligna. Grazie, scusami del suono. La ringrazio, come ho detto prima, ha detto anche il telespettatore, lasciamoli stare perché, ribadisco, il Covid me lo ricordo molto bene perché avevo già raccontato, ma lo ripeto volentieri, il camp con Medani, subito nell'apertura che è stata data per gli eventi diciamo all'esterno. È stata la prima volta dopo 10 anni che faccio il camp che abbiamo visto, non so, delle ragazzine tirarsi i capelli, alcune parole che volavano, non parolacce, c'è un clima molto agitato, usiamo il termine, ed era dovuto appunto, ha fatto bene il Signore a dire che anche quel periodo per i giovani, ma non solo per i giovani, là è stato un patatrac per qualsiasi età a livello sociale, comunicativo, tutto, è stato un periodo buio e come abbiamo detto prima, fino adesso lasciamo i giovani free. That's ok? Allora, vediamo questa foto dell'intervento dei pompieri questa mattina, verso le 6:45 di oggi. I vigili del fuoco sono stati allertati per un incendio camper in via Puccini, altezza Civico 86. Giunti sul posto con la prima partenza l'autobotte della centrale, i vigili, accertatisi che non ci fossero persone coinvolte, hanno iniziato le operazioni di spegnimento delle fiamme che ormai avevano coinvolto anche le auto adiacenti. Spento l'incendio si è concluso l'intervento con la messa in sicurezza, zona che insomma il nostro Corrado Tremul conosce molto bene. Purtroppo vedo che ci sono dei danni anche alle vetture che erano, diciamo così, davanti e dietro. Andrò a vedere, ormai chiaramente è tardi, però proprio dove abito là vicino. Sono danni anche perché siamo sempre là, rientra nel discorso delle piromane, no? Noto, no? Perché quando fai queste cose qua, non so questo se è il caso, però crei dei danni immensi perché non sempre risarcibili, le persone ne sanno qualcosa che sono state da questo soggetto. Vai, no. Certo. Allora andiamo un attimo in pubblicità, ci vediamo tra poco.
Bentrovati ancora a Sveglia Trieste, con noi Corrado Tremul, consigliere comunale di Fratelli d'Italia. C'è già una telefonata in attesa, la sentiamo. Buongiorno. Buongiorno. Sì, buongiorno a voi, sono Vladi, buongiorno. Ciao Vladi. Buongiorno. Allora, ho sentito l'intervento anche del prefetto, ho sentito le varie parole, la storia dei bambini di Marostica e quant'altro. Dunque, la pericolosità del posto, sì, c'entra, ma ai bambini non è stato spiegato che quello è un posto pericoloso. Sono stati portati ideologicamente per plasmare le menti di bambini che non sono ancora maturi per giudicare, ma sicuramente non gli è stato detto che è un posto pericoloso, ma è un posto dove si condivide la miseria e dove forse Trieste fa poco o non fa niente per questi poveri disgraziati. Vorrei sapere se quella scuola di Marostica è da annoverare tra quelle che hanno proibito il presepe e da quelle che hanno proibito i canti di Natale e quant'altro. E si tratta di un'azione assolutamente pericolosa, perché non si possono portare dei bambini delle elementari a confronto con delle realtà che non sono in grado di valutare e di giudicare. Forse dalle medie in poi, ma ancora più sarebbe meglio dalle superiori, ma spiegando bene qual è la situazione, non dicendo guardate questi poveri disgraziati come sono trattati malamente, in che disagio vivono, eccetera. Si è trattato di un'azione puramente ideologica che va sottolineata, e se Valditara manderà un'ispezione farà assolutamente bene per vedere a che tipo di insegnanti le famiglie affidano i propri bambini. Sono cose da valutare più avanti. Già gli studenti, per fortuna stavolta alla Sapienza, hanno permesso al Papa di parlare, mentre 16 anni fa a Ratzinger fu proibito. Quindi la scuola sta plasmando le menti dei giovani in una certa direzione. E adesso concludo, vedo dai giornali nazionali che molti magistrati stanno facendo retromarcia dicendo ragazzi piano, non andiamo in televisione, non facciamo qui, non facciamo là. Forti del referendum dove si è parlato di Costituzione, la Costituzione, la Costituzione. È una parola vuota se non viene spiegata per bene. In quasi 80 anni la Costituzione è stata ritoccata quasi 50 volte dai vari governi che si sono succeduti. È stata ritoccata qui, è ritoccata là. Quindi non è scritta da Gesù Cristo, non sono i 10 comandamenti, è stata scritta da uomini saggi di quella volta, ma messi in mano a persone, forse non tutte per fortuna, persone meno sagge che pretendono di amministrarsi oggi. Vi ringrazio per l'attenzione, buongiorno. Grazie per il suo intervento. Prego, Corrado. Si passa quello che per appunto abbiamo detto, ne abbiamo parlato fino adesso. Sicuramente il telespettatore poi ha toccato un altro argomento a me caro, che è tutto quello che è successo da togliere i crocifissi nelle scuole, da adeguare il presepe in un certo modo. Questo è indubbiamente, qualcuno preme per ottenere qualcosa, visto che il futuro è dei giovani, non sicuramente mio. Se uno fa senza malizia, però 1 più 1, tutta una serie di episodi portano a sicuramente una closa finale di idee. Questo è altresì innegabile, come la piazza, che è una piazza qui a Trieste sicuramente pericolosa. Per quanto riguarda il referendum, io sicuramente ho detto non è che cambiava totalmente quello che sta succedendo in Italia, era un segnale, è stato messo sul piano politico, la storia, ideologico. Sono anche in questo caso, so
perché ho ricevuto messaggi che dicevano che i docenti, gli insegnanti spiegavano le loro ragioni con una certa, usiamo il termine, insistenza, e torniamo sempre là. La persona, il ragazzo, il bambino deve essere lasciato libero il più possibile, perché in questo mondo di problemi ce ne sono veramente tanti. Io ero chiaramente favorevole a questo cambiamento, il risultato, il popolo ha scelto questo, e il popolo quando vota ha sempre ragione. L'importante è che poi uno lo faccia, diciamo, con il cuore più libero possibile. Telefonata, pronto? Sono io? Sì, prego. Buongiorno. Buongiorno, grazie ai squisiti centralinista Massimo e regista Guido che mi mette in onda. Buongiorno signor Visentini. Da Claudio Visentini. Buongiorno signor Visentini. Graziella. Buongiorno, senta signor, cambiando discorso, sottile signor, tocchiamo un altro tasto dolente, seppur sportivo, ma non meno importante. Da Ultras, come la vedi la situazione della nostra bistrattata ed è un eufemismo triestina oltre ogni limite? Un caro saluto a mamma signora Malvina da parte del Graziella Claudio. Ciao. Grazie. Grazie, un abbraccio, un saluto a Graziella e Claudio, come ho detto prima. Che dire, sì, sono un Ultras in pensione. A proposito, ci sarà una festa proprio del gruppo Ultras, nato nel 76, siamo al 2026, sono 50 anni, ma queste cose qua verranno comunicate più avanti. Che dire, io rimango sempre perplesso, ne parlavo fuori onda con Marco, per quanto riguarda il discorso sia triestina che sia anche il basket, che poi tra l'altro io ho sempre detto non sono un baschettaro, ma rispetto totale per i tifosi, per le iniziative che stanno facendo. Alla base di tutte e due le storie, brutte storie dal mio punto di vista, c'è comunque l'incertezza. L'incertezza vale in tutti i campi, come dicevo prima, nel lavoro e chiaramente anche dal lato dei tifosi, in questo caso sia di basket sia dell'amata Unione mia, nostra, no? Perché sono andato a vedere la prima volta l'Unione nel 74 col derby col Ponziana, era Ponziana Triestina con mio padre. Papicciulio, e quella era pur Serie D, no? Vogliamo dire, no? Non è che giocavamo il derby della Serie A Milan-Inter. Questi erano i tifosi, questa era la storia, questo era il piacere. E qui oggettivamente, adesso scenderà in campo, sembra al 20 questa figura, mi riferisco alla Triestina del Daniello, no? Daniello, diciamo dirigente era milanese, diciamo. Esatto, sotto il primo Milan, che tra l'altro lo conosco, non dico di no, però sì, ok, magari ci sarà più chiarezza, che poi la stessa, ripeto e risottolineo, che chiedono anche i tifosi della pallacanestro, e vediamo un attimo. Dovremmo star qua, io ho detto a Marco un giro, se mettiamo qua mie tie, chiamiamo pure anche il buon Guido Roberti, un po' i tifosi, facciamo un docciacole, dura un 3 giorni quella trasmissione, dobbiamo mettere le brandine, perché le storie... Tra l'altro Guido nel frattempo mi ha già scritto, ti saluta, quindi pronti via. Ecco, un abbraccio a Guido, super, e ai genitori, però dovremmo stare qua un 3 giorni, perché sono tante cose da dire, però almeno, ribadisco, un programma, una linea, non si domanda la Champions,
mentre la pallacanestro quest'anno l'ha fatta, sì. No? Per dire, no? Non cosa da poco, un in bocca al lupo, no, non voglio dire, un pensiero alle Occhete, che ancora dopo mi dici che porto sfiga, e allora un pensiero, però ecco, un minimo, no? Con questi qua, che ne so, quelli di prima, disastri, poi io proprio metaccio perché sennò rovino la trasmissione, però certezza, ecco, non si va da nessuna parte se non hai un po' delle idee, un programma, i settori giovanili. E dopo ci sono anche, nel caso dell'Unione, devi anche pagare ancora soldi che al momento non sono arrivati, perché con la nostra Elisa Lodi sono in contatto sempre per tutto quello che riguarda lo sport. Tra l'altro molto bella l'ultima palestra a San Giovanni, veramente, tanti giovani, perché lo sport è vita, ecco. Stiamo a vedere, non so dire, Claudio, stiamo a vedere, però sono inalberato, ecco. Allora, ancora una telefonata da casa, pronto? Buongiorno. Sì, un buongiorno a voi. Buongiorno. Ecco, volevo dire, ieri si è discusso sul discorso dell'acqua. Finalmente dopo anni adesso scade il contratto con la HERA e sarebbe opportuno che l'acqua tornasse pubblica, e qua mi pare che i consiglieri dovrebbero battersi, perché abbiamo fatto un referendum, che poi questi referendum non vengono mai seguiti e fatti. Abbiamo fatto un referendum per l'acqua pubblica, bene che finalmente il comune ritorni in mano di un settore che abbiamo dato al privato, e oltretutto il privato non credo che abbia fatto molto per rinnovare, per cambiare tutto i tubi degli acquedotti e una cosa all'altra. Abbiamo un spandimento grandissimo, mentre che col comune si spera che gli utili vadano tutti quanti nel cambiamento dei tubi. Ecco, volevo dire anche un'altra cosa. Un'altra cosa che ci ha fregato è il referendum per la scala mobile. Bisognerebbe ripristinare questa scala mobile. Non so perché i sindacati stanno facendo 1000 referendum e non stanno facendo un referendum per avere nuovamente una scala mobile che ci darebbe un po' di respiro, perché ogni anno si avrebbe un aumento dei nostri stipendi. Grazie e buongiorno. Allora, sulla questione acqua, io farei vedere il servizio della commissione che si è occupata del tema, così poi ne parliamo con Corrado Tremul, perché si è di fronte sostanzialmente a un bivio tra una nuova gara d'appalto per la ridefinizione del servizio idrico, piuttosto che una gestione in-house. Sentiamo. Come verrà gestito in futuro il sistema idrico a Trieste? Eliminata in partenza la possibilità di una società mista pubblico-privata, all'amministrazione comunale rimangono due opzioni, la gara europea o il conferimento in-house. La prima è l'unica che potrebbe configurare il mantenimento del servizio in capo ad Acegas APS Amga, la strada maestra, insomma, quella della gara, anche dopo le dichiarazioni dell'assessore regionale all'ambiente Fabio Scoccimarro al nostro TG. La Regione non ha intenzione di gestire direttamente l'acqua, cosa diversa sarà verificare con il Comune che tipo di procedura di gara andranno a fare. La possibilità della scelta in house rimane però sul campo, perché nello stesso centrodestra vi sarebbero posizioni differenziate fra Lega e Fratelli d'Italia. Il tema acqua è stato al centro del dibattito della Commissione Comunale Trasparenza, presieduta dal consigliere Giovanni Barbo del PD, in cui il direttore generale del Comune Fabio Lorenzut, a fianco del sindaco, ha riferito come l'amministrazione non ha ritenuto di dover dare alcuna indicazione all'autorità sulla strada da intraprendere. L'Assemblea locale si esprime su una proposta che non deve essere fatta che da Ausir, quindi attendiamo la proposta di Ausir e poi ci esprimeremo, insomma. Penso di interpretare l'opinione del signor sindaco. Noi siamo aperti a qualsiasi tipo di gestione, non c'è una scelta predeterminata, vanno conosciuti tutti gli aspetti dei pro e dei contro
di una e dell'altra forma di gestione. Lorenzuta ha inoltre illustrato la questione della determinazione del valore residuo degli investimenti effettuati sulla rete acqua, eventualmente da rimborsare ad Acegas in caso di subentro, evidenziando sul tema un'eventuale disponibilità della Regione ad anticipare tali costi che potrebbe cambiare significativamente il quadro complessivo. Il capogruppo di Adesso Trieste, Riccardo La Terza, ha dunque sottolineato come il Consiglio Comunale debba avere voce in capitolo sulla scelta. Chiaramente si sta un po' sul crinale tra la valutazione tecnica e quella politica, altrimenti non ci sarebbe una legge che prevede che sia il Comune, che è un ente di rappresentanza politica della cittadinanza di Trieste, in questo caso, ad esprimere un parere sulla proposta di Ausir. E dal mio punto di vista è una motivazione ben che rafforzata il fatto che il 98% dei comuni della regione abbiano, e a me viene da dire fortunatamente, ma questa è una valutazione mia, una gestione in house del servizio, e nel momento in cui l'ambito territoriale ottimale coincide con l'ambito regionale, visto che prima si parlava di soluzioni naturali, anche se in politica forse non c'è nulla di naturale, sarebbe dal mio punto di vista molto più coerente andare in quella direzione là. Una questione su cui, considerando che il sindaco di Piazza non ha dato indicazioni di merito, la politica non può chiamarsi fuori, ha sottolineato invece la consigliera Alessandra Richetti del Movimento 5 Stelle, ricordando anche l'esito referendario sul tema dell'acqua pubblica. Allora, un tema complesso che però riguarda un servizio che interessa tutti. Sì, molto complesso. Io lascio perdere un po' il discorso della politica in questo caso, ma guardo a un discorso prettamente economico e di investimenti, perché è chiaro che abbiamo dei problemi per quanto riguarda le tubazioni, insomma succede, insomma, hanno anche una certa età, ma l'investimento dal mio punto di vista è molto importante, cioè avere comunque in qualsiasi caso una copertura che si scelga privata o eventualmente con gara, chiaramente, no? O anche del comune, che oggettivamente far molta attenzione, perché non è compro la baracchetta che si trova sul Molo Audace, so che spendo 100 e che ha manutenzione 10, qua stiamo parlando di cifre molto importanti. Altresì dire sul referendum, sul referendum ricordo ai cittadini che c'è stato fatto all'epoca un referendum sul nucleare e noi avevamo le centrali a pochi chilometri a distanza, ed ora in questa situazione che si trova al mondo d'oggi, tra queste guerre sparse qua e là, il problema energetico è un problema molto pesante, soprattutto per le famiglie. Allora mi sorge anche là un po' la domanda: tante volte quando si va a fare il referendum bisogna vedere anche l'altra faccia della medaglia, eccolo, non cercare, perché ribadisco, il pericolo era qui vicino, avere quel tipo di soluzione a livello energetico, una delle soluzioni. A quest'ora qua magari la bolletta che arriva a casa anche mia ed è Marco, la fossi stata un po' più leggera. Allora, telefonata da casa, pronto? Stabile, buongiorno Tremul. Prego. Buongiorno Tremul, forse non l'hai mai ancora sentito, non l'hai mai conosciuto, mi sono il disco rotto del campanile, quel che piangi che le Croce Rosse non passa e quel che piangi che i pompieri non arriva. E il suo collega Lippis, come si chiama, la settimana passata che l'ho messo agli angoli e che ha fatto il figurone dopo la pubblicità con i telefonini in mano, ha detto: mi ha scritto qui della regione 1 anno e mezzo sarà per l'intervento per il ponte del campanile. Cazzo, 1 anno e mezzo, ma adesso voglio dire, per quei della regione, no? Babuder, che sarà venuto un coglione, anzi si è Ponzio Pilattato, meno male, c'ho fuori dei maroni di quei della regione, no? Che gaiman. Adesso voglio dire però, il comune non potessi spingiucchiare un poco, magari 1 anno e mezzo, cosa che sembra, no, roba tipo piramide de Cheope, cioè quelle robe, dico, cazzo, tipo ponte sullo stretto, tipo
cioè impegnativo, no? 1 anno e mezzo per i milioni che dopo era qua, che non gaglia Croce Rossa, se la vita si caga addosso, o per i pompieri che se ciapa a fuoco qua i stecchi, ostia. Adesso da parte del comune alla regione, visto che abbiamo anche quel che ciapa per il bavero, non darà in regione a ciapare qualche d'un per il bavero. Quindi per favore Tremul, visto che la galetta qui, la nota del ponte delle campanelle, rompere i maroni a quelli della regione. Grazie. Seconda roba, chissà cosa che va dito in usvari di Piazza Libertà quando che si è visto arrivare i fioi in gita didattica. Ciao! Allora, mentre vediamo anche alcune immagini della situazione del ponte di Campanelle, Rione, diciamo, direi di competenza proprio di Corrado Tremul, che conosce bene la situazione. Corrado. Ah, ok, pensavo... No, mandavo le immagini proprio per far vedere dove. Allora, sì, conosco bene, tant'è vero che all'epoca subito quando ancora non si sapeva, chiamiamo la competenza, però subito ho chiamato Giacomelli per segnalare un po', di cercare di capire intanto qual era la competenza. Sicuramente è una situazione che anche in questo caso mi lascia, usiamo il termine, perplesso, e sarà mia cura, e lo sto già facendo, ripeto, ma da diverso tempo addietro, andare a Freezer come che dicomi, chiaro, sono un consigliere comunale, piccio consigliere comunale, però trovo assurdo. L'unica cosa è certa, le assicuro, questo vale per tutti i concittadini, che la burocrazia in questo paese è immane. Questo è uno dei discorsi che ho fatto prima di alcune cose che si dovrebbero cambiare. Comunque freezerò, la stia tranquillo, sono specializzato a freezer, perché trovo assurdo. Certo, allora mentre mi continua ad arrivare foto anche dall'incendio avvenuto in via Puccini del camper, comunque tutto sotto controllo. C'è un'altra telefonata, pronto? Pronto? Prego signora, buongiorno. Sì, allora, sono per quanto riguarda, è stato ridipinto in via Trifino la segnaletica del parcheggio, e dato che non c'è marciapiede, anche del marciapiede. Sì, diciamo. Che via è? Via Trifino. Via Trifino, ok. Via dell'Istria si scende giù quel pezzo che è senso unico. Sì, sì. Ah. Ecco, è stato ridipinto il 26 di febbraio. Non si vede, sta andando via tutto il colore bianco. Non so con che materiale è stato fatto. E questo prima dei 2 mesi già. Via Trissino. Ma 2 mesi fa avevano, mi scusi, è solo per capire, 2 mesi fa erano intervenuti per fare queste strisce, e dopo 2 mesi sono... Ma prima dei 2 mesi già. Quindi la via che scende da dopo il Burlo verso via Visinada, la vediamo qui, no? Qui c'è il Burlo, questa è via Trissino che scende giù. Pezzo che è senso unico. Sì, ho presente. Solo non capivo le tempistiche, comunque lavori fatti da poco per poi ottenere il smarrimento delle strisce, dai, usiamo il termine. Sì, perché non so con che materiale è stato ridipinto, perché sta già andando via. Va bene, che è della circoscrizione, no? Mi sembra. Sì, ho capito, sì. Ecco. Farò la segnalazione a chi di dovere per questa cosa qua, per cercare anche di capire. 2 mesi per sparire, non so, sono sicuro, se è poco, punto. Allora, andiamo in pubblicità, torniamo tra poco. Grazie signora, buongiorno.
Bentrovati ancora in diretta a Sveglia Trieste, con noi Corrado Tremul di Fratelli d'Italia. Abbiamo ancora una telefonata, ma volevo solo ribadire una questione di cui parlavamo adesso con Corrado. Dovevano esserci i banchetti di Fratelli d'Italia, a causa del maltempo sono stati rinviati, ci spieghi tu? Sì, molto velocemente. Il sportello dei Fratelli d'Italia d'aiuto alla nostra gente. Siamo fuori, nel senso che non fuori nel senso che giriamo per i vari rioni della città. Oggi dovevano essere a Valmaura, a causa il tempo, anche perché comunque il volantinaggio si prende nota delle esigenze o delle segnalazioni da parte dei cittadini residenti, è saltato per via della pioggia. Pertanto verrà comunicato più avanti, anche tutto settimana per settimana, dove ci potete trovare. È un'iniziativa molto interessante, come sempre in strada, in mezzo alla nostra gente, a sentire i problemi che hanno e poi prenderne nota. Allora, sentiamo la telefonata, pronto? Ah, pronto, buongiorno, sono Deborah. Buongiorno. Buongiorno Tremul. Ascolti, mi volevo dire una roba, mi sono una non vedente e abito in via Zorutti, in Ponziana. Sì. Le strade sono un disastro, e godito disastro perché sono fine. Brava. Ecco, allora, mise più di un anno che stavo chiamando. Allora, un tocco che si casca più di qualche do. Ultima, mi si è incastrato il bastone in queste spaccature, sti busi, ste robe tremende, e mi si è rotto. Mio marito ha ingrumato una signora che povera la si è cascata musata e dopo gli ha chiamato la Croce Rossa, i vigili, e la si è rotto la spalla e la si è cortiga tutto il viso. Dispiace. Alla sera magicamente quel tocco era asfaltato, rappezzato, messo una toppa. Però mi sono andata ieri fuori, cioè un campo di guerra qua in Ponziana. Ma se mai possibile che qua siamo la città A e B, noi siamo qua dimenticati di vie di tutti. Mise più di un anno che diciamo, ma volevamo fare un tocco di asfalto, cazzarola. Là in largo Varda Basso, c'è il tocco tra via Zorutti, via Lorenzetti, tutto questo tocco qua. Praticamente da via Trissino a via Battera c'è un campo minato. Ma se mai è possibile che uno devi spaccarsi qualcosa per ciò che succede, e comunque là è rappezzato, è buttato una toppa là così messa. Ieri sono passata proprio per quel tocco che dovevo passare, ma è una roba che non vi dico. Casca la gente che vedi, che sta bene, e meno mai che in quel momento questa signora che si è rotta le spalle, la andava musata in sto buso, la che ha dato il nipotin che la aveva in braccio, piccio, alla gnora. Va bene, grazie signora, vediamo l'ora di rispondere alla signora alla segnalazione. Sì, io ho preso nota, condivido, uso di nuovo il termine, magari facciamo una trasmissione dopo l'una delle note, Marco, che inalberato, perché la situazione in particolare nelle periferie, guardi, non solo Ponziana, però nelle periferie, io ho una lista lunga. Pertanto sono inalberato, la capisco, mi dispiace molto, ma molto, della signora che è caduta e del problema che ha avuto lei, come del problema che hanno tanti cittadini per causa buche, manti stradali e marciapiedi. Sono molto inalberato. Mi posso solo che segnalare e freezer, però lo faccio volentieri, de gusto,
e in Alberado. Grazie signora. Allora, prima di sentire la prossima telefonata, visto che parlavamo di asfaltature, vediamo, abbiamo inserito in scaletta poco fa il servizio relativo alle nuove asfaltature comunicate dall'assessore Babudre che partono da lunedì 18. Facciamo un po' il punto. Che c'è il via Svevo dentro. Sì. Grazie al €1.000.000 stanziato a dicembre 2025, deliberato nel corso dell'approvazione della manovra finanziaria comunale, sono pronte a partire le asfaltature in via Milano, Salita di Gretta, viale Campielisi e via Svevo. Un macrolotto importante, quello che verrà varato su indicazione dell'assessore alle politiche del territorio Michele Babuder, in cui rientrano anche degli interventi residui che erano stati temporaneamente rinviati, in particolare via Milano, a seguito di lavori a Cegas per conto di Generali. I cantieri stradali partiranno progressivamente a partire dal lunedì 18 maggio, con arco temporale a coprire i prossimi 3 mesi estivi, ovviamente non continui, ma con interventi di 3-4 giorni sulla singola arteria e spostamento a quella successiva. Alcune delle opere si eseguiranno nottetempo. A seguire la programmazione prevede di intervenire in via Ciamician, Zandonai e Piccardi. A questi interventi seguiranno una serie di ripristini del manto stradale a seguito dei cantieri collegati all'ammodernamento dei sottoservizi. Tra questi il tratto di viale Miramare, compreso tra il ponte ferroviario e l'ex deposito della polizia locale, via Tor San Piero fino all'intersezione con via Giacinti, via Val Martinaga, via dei Gelsomini fino alla cabina di Roiano e via Ginnastica. In quest'ultimo caso ripristino necessario dopo i lavori estivi in più tranche degli ultimi anni. Allora, asfaltature, quindi via Milano, via Svevo, Campielisi e Salita di Gretta in partenza lunedì. In partenza significa che, se non sbaglio, si parte da via Milano, 3 mesi complessivi per interventi, sì. Significa 3 mesi ogni via. No. Si vede nell'arco di 3 mesi si fanno tutte, e poi anche via Ginnastica, che negli ultimi anni è stata più volte, mi viene a dire, aperta e richiusa per i sottoservizi. Minalbero avanti. Anche il discorso, per esempio, dei sottoservizi, visto che comunque ho fatto 18 anni di azienda SIP all'epoca e Telecom dopo, io ma è possibile che uno fa la strada, il manto stradale? È successo in via Benussi sotto casa, ma posso dire altre zone di tutto il territorio di Trieste. Fa il Buso, te lo dico in triestino, fa il Buso la SIP. Strada nuova, se sbusa fa il Buso, ok, se convergi. Dopo un mese arriva il lavoro della linea internet, spacca, fa il Buso. Che poi tra l'altro, l'ultimo anche lavoro fatti anche in via Flavia, io rimango sempre della stessa vecchia idea. Allora ci sono le gare d'appalto, tu vinci la gara, poi ci sono i subappalti. No. Allora tu vinci la gara, prendi il 30% al momento della vincita della gara. E fai i lavori, dici? Fai il lavoro. Per di capire, quello è il senso. Eccolo, no? Perché alla fine, se fai un lavoro simile a quello che sono stati fatti in giro con rattoppi che formano delle cunette, qua ci sono delle persone, cittadini che mi chiamano, sono da zona scooter perché ho trovato la cunetta che era più alta del aspetta, Corrado, aspetta. Sì. Andiamo, faccio venire. Ecco, andiamo. Eccolo qua, mi scuso perché quando mi agito comincia a partirmi i microfoni, per fortuna, non mi parti altro. Però, santa dalla pazienza, è tutto un discorso, come dicevo prima, ci sono delle cose che devono cambiare, perché non è possibile, perché ci sono le vie anche in centro, adesso fanno ad esempio via Svevo, io avrò ricevuto nel mio piccolo, ma che ne so, 40-50 segnalazioni della via Svevo, che anche con le moto o con i motorini la gente rischia di farsi male. Allora, rimango in Alberà, io prendo nota e so che per appunto queste vie vengono rimesse, vengono rifatte, sono queste 4 vie, ok, d'accordo, l'anno ormai siamo arrivati, non dico a metà, ma di quest'anno qua, le elezioni saranno il prossimo anno, speriamo di fare
di fare più strade e marciapiedi possibili perché la situazione è pesante. Poi ribadisco, attenzione alla burocrazia e attenzione a questo sistema per quanto riguarda le gare, appalti e subappalti, sarebbe tanto da dire. Grazie. Allora, andiamo un attimo in pubblicità, torniamo tra poco. Bentrovati ancora a Sveglia Trieste, con noi Corrado Tremul di Fratelli d'Italia, che ringrazio anche per essersi fermato un po' di più. Avevo preannunciato Roberto Cosolini del PD, già sindaco di Trieste, consigliere regionale, che ha qualche problemino fisico, quindi gli mandiamo anche un abbraccio in realtà per la pronta guarigione. Pronto recupero. Abbiamo una telefonata ancora, pronto? Eccolo. Pronto? Pronto? Sì, buongiorno. pronto. Sì, buongiorno. Volevamo fare una segnalazione, parlo a nome di tutti i coinquilini di via Pittoni 8. Sì. Noi siamo 4 mesi senza gas, siamo in case popolari. Abbiamo sollecitato più volte l'ATER per appunto l'intervento. L'unica cosa che hanno fatto, hanno messo dei nuovi contatori, hanno fatto uno scavo molto pericoloso di fronte al portone, di fronte al portone di casa. Sì, so già. Sì. Qui è uno stabile di persone anziane con dei disabili, lo tra so. E io ho 3 bambine molto piccole. L'ATER ci ha risposto: fornitevi di piastre elettriche. Sono arrivate le bollette che sono esorbitanti per queste piastre. Siamo esasperati, non sappiamo più cosa fare, a chi chiedere aiuto, perché è una cosa impressionante. Le mie bimbe hanno pochi mesi e quindi abbiamo bisogno di un aiuto per ripristinare il gas, non si può andare avanti così, sono 4 mesi ormai. Conosco perfettamente la vostra situazione, mi sono mosso già all'epoca, subito dopo il discorso dello scavo che è stato fatto, segnalando anche che il lavoro che era stato già fatto, mi corregga se sbaglio, perché c'era già stata fatta una riparazione, lo scavo si trova all'esterno, poco fuori del portone. Sì, sì, non si può né entrare né uscire col passeggino. Io se lascio la bambina libera entra dentro e si fa anche male. Ecco, non si preoccupi, continuo avanti a freezer e sono ancora più in alberame, si staccherà tutti i microfoni, perché questa è una segnalazione che io l'ho fatta a ricordi circa 3 mesi fa, vado a ricordi, però la sto seguendo e vado avanti. Posso promettere come sempre, mi friso, se dopo vuoi ascoltarmi mi ascolta, e se no friso avanti, tanto chi se ne frega. Grazie. Grazie alla signora, ovviamente qui c'è l'ATER ovviamente da contattare, da mettere in moto. Sì. Allora, volevo far vedere ancora un servizio al nostro ospite relativo all'intitolazione del molo della Mula di Barcola al sobborgo di Alghero, che si chiama Fertilia, dove molti esuli furono accolti. Allora, ce l'abbiamo in scaletta, il terzultimo dal basso per il nostro Massimo in regia. Ieri l'intitolazione dello squero di Barcola. Lo squero marittimo della Pineta di Barcola, all'altezza della statua della mula, da oggi si chiama Squero Fertilia, città giuliana di Sardegna. L'intitolazione è avvenuta al termine di una breve cerimonia cui hanno partecipato il sindaco di Piazza, il suo omologo di Alghero Raimondo Cacciotto e l'assessore comunale alle politiche del territorio Michele Babuder, che per l'intitolazione molto si è prodigato. Da figlio e nipoti di esuli istriani che non hanno mai rivendicato ma hanno sempre inteso ricordare, questo è lo spirito con il
quale la città di Alghero e la città di Trieste intendono ricordare quegli episodi drammatici che hanno coinvolto centinaia di migliaia di italiani in questo luogo che si affaccia proprio a quelle terre e che con il mare ci unisce fino alla Sardegna. Fondata nel 1936, Fertiglia, frazione di Alghero, nata come città di bonifica, divenne uno dei principali centri di accoglienza per gli esuli giuliano-dalmati, in un periodo, non dimentichiamolo, in cui altre città italiane, nel frattempo ravvedutesi, trattavano gli esuli con disprezzo e la comunità giuliano-dalmata ha contribuito in modo significativo alla vita culturale e sociale di quel territorio, mantenendo vivo il ricordo delle proprie origini e consolidando un forte legame con Trieste. Hanno trovato casa, hanno generato valori importanti da una pagina triste della storia di questo paese e oggi siamo qua a celebrarla e rinsaldare un'amicizia che negli anni si è consolidata veramente grazie al sindaco e all'amministrazione di Trieste. Un rapporto, quello fra Trieste e Fertiglia, che si rinsalda di continuo. Lo scorso ottobre, ad esempio, lo stand di Fertiglia, sempre presente in Barcolana, ha ospitato il ministro del lavoro Calderone, nata in Sardegna da genitori istriani, un legame che il sindaco di Piazza così sintetizza. Fertiglia, sai, lì c'è la storia della nostra gente che ha dovuto abbandonare le nostre terre ed è stato veramente sono nate delle amicizie, sai, emozionanti, le amicizie emozionanti, questo è nato. Allora, questo è il servizio relativamente all'intitolazione di ieri, rapporti di amicizie importanti con quella parte di Sardegna che come dire, è una parte di casa per molti che sono dovuti scappare. Sì, ed è lunga la storia, poi triste perché comunque stiamo sempre parlando di un esodo importante, a che ne dica qualcuno, anche qua negazionisti, anche qua ridimensionare, falsità e quant'altro, meglio che metaccio per se no me ne albero de nuovo, è assolutamente una gran bella iniziativa perché in quella parte, usiamo il termine non perfetto, ma comunque in quella parte di Sardegna veramente vivono, hanno vissuto, sono stati accolti, non come a Bologna che gli tiravano il latte e quant'altro, sono stati accolti e ben venga, assolutamente la trovo una cosa lodevole e simpatica, nel senso come iniziativa, bravi. Allora, abbiamo ancora una telefonata, sentiamola. Pronto? Buongiorno. Non so se è ancora in linea oppure no, mi sembra proprio di capire di no. Allora ne approfitto ancora con il nostro regista Massimo, se possibile, di mandare il servizio sulle tariffe Tari, che è il secondo, ora se non sbaglio credo in scaletta con l'assessore Bertoli, che sono state rimodulate. Sentiamo. Tassa sui rifiuti meno salata per famiglie e imprese triestine. La rimodulazione delle tariffe a ribasso in controtendenza rispetto allo scenario nazionale e regionale è stata presentata dall'assessore comunale al bilancio Everest Bertoli insieme con i dipendenti del servizio riscossione e tassa rifiuti Gianluca Venier e Michele Angelini. Significa che per i triestini in controtendenza sia a livello regionale che a livello nazionale, significa che per la prima volta appunto non solo non aumenteranno, non solo non resteranno quelle che erano l'anno scorso, ma le portiamo in diminuzione. Li portiamo in diminuzione sia per quanto riguarda le famiglie, le utenze domestiche, le famiglie che avranno delle riduzioni che possono andare dall'1 quasi il 4% per le famiglie più numerose, sia in diminuzione per quanto riguarda le imprese, le attività economiche che avranno una riduzione media di circa 1% rispetto a quello che pagavano l'anno scorso. Nel quinquennio 2020-2025 a Trieste la Tari è aumentata di un solo euro, passando dai 344 ai 345 euro annuali di media. A Gorizia, nello stesso periodo, si è passati da una media di 350 a 435, a Pordenone dai 188 ai 222, a Udine dai 191 ai 224. Grazie a una forte lotta all'evasione fiscale, quest'anno nel capoluogo giuliano si inverte la rotta, portando in detrazione 3.650.000
157.000 euro e riducendo l'ammontare della Tari a 39.706.000 euro. A ciò si somma la novità del bonus sociale rifiuti introdotto dal governo, che prevede uno sconto del 25% della Tari per le famiglie in forte difficoltà economica. Riguarda le famiglie con ISEE basso, quindi famiglia che ha un ISEE inferiore ai 9.776 euro pagherà il 25% in meno della tassa rifiuti, al di là della riduzione che avevamo fatto prima. Qualora invece la famiglia abbia almeno 4 figli, l'ISEE sale fino a 20.000 euro. Allora, presentazione dell'assessore Bertoli, Tari diciamo così in leggero calo, non sono cifre importanti, ma si tratta di una controtendenza perché altrove anche in regione tendenzialmente aumenta. Te ha fatto un'analisi perfetta, Marco, come sempre, perché è così, tanto non si aumenta, prima roba, qua aumenta tutto, tanto non aumenta. In controtendenza appunto con quanto succede, ben fatta vuol dire che si è lavorato bene, chiaramente, perché siamo sempre un discorso di risorse, vuol dire che chi ha lavorato bene. Marco, Tite ha fatto l'analisi perfetta come sempre, adesso vediamo le occhette. Dai, adesso vediamo le occhette, nel senso che questa sera giocheranno la semifinale di Eurocup, anzi ne approfitto per ringraziare Corrado Tremoli di Fratelli d'Italia che si è fermato qui con noi anche un po' di più. Facciamo così, lanciamo proprio il servizio delle orchette in chiusura, poi andiamo in pubblicità relativamente al fatto proprio che questa sera si gioca alle 20, ingresso gratuito alla Piscina Bianchi, la semifinale di ritorno di Eurocup per tornare in finale per il terzo anno consecutivo. Grazie Corrado Tremoli. Vi ringrazio a voi, come sempre, ringrazio i telespettatori. Non dico niente, guardemo le occhette e un saluto a tutti i cittadini, come sempre, per supportarmi e sopportarmi. Servizio e poi pubblicità. The time is now. Oggi, sabato 16 maggio, la semifinale di ritorno della Eurocup femminile, in cui la pallanuoto Trieste si gioca tutto con il Barceloneta. Si gioca la Bruno Bianchi alle ore 20, si parte dal 12 pari maturato nella gara d'andata e la sfida più attesa della stagione per la squadra sponsorizzata dalla Summer & Co Shipping, che cerca per la terza volta consecutiva la qualificazione alla finalissima di Coppa. Compito ovviamente complicato, quello che attende le orchette, che però potranno contare sul vantaggio del fattore campo e sul sostegno del pubblico di casa. Sicuramente sarà una bellissima partita, sono queste le partite belle da giocare, da giocatrice e anche da capitana. È bellissimo essere qua in casa, è bellissimo essere davanti al nostro pubblico e sarà uno sprone in più per noi per vincere questa partita. I dettagli conteranno centimetri ed episodi, sicuramente loro sono una squadra molto forte, molto preparata, hanno giocatrici forti e anche olimpioniche, quindi per noi sarà importante diciamo cercare di stopparle nei loro punti di forza e cercare anche un po' di pizzicarle nei loro punti di debolezza. Il Barceloneta di Jesus Martín ha chiuso al quinto posto la División de Honor, mancando solo per un punto l'accesso alle semifinali scudetto. La giocatrice più rappresentativa è indubbiamente Paula Leighton, centroboa della nazionale spagnola, oro olimpico a Parigi 2024, autrice di una doppietta nel confronto dello scorso 11 aprile al San Sebastián. Attenzione anche alla tiratrice Clara Diaz, 4 reti all'andata, e alla serba Nada Mandic. La pallanuoto Trieste o il Barceloneta passeranno il turno in caso di vittoria con qualsiasi punteggio, altrimenti si andrà ai tiri di rigore. Allora, bentrovati ancora su Tele4. In questa parte di Sveglia Trieste risentiamo quanto detto ieri sera dal prefetto di Trieste, Sua Eccellenza, il dottor Giuseppe Petronzi, sulla questione sicurezza, Comitato Ordine e Sicurezza appena svolto in prefettura, sulla questione Piazza Libertà, ma non solo, analizziamo anche i casi di cronaca che hanno toccato Trieste negli ultimi anni e le possibili soluzioni. Sentiamo allora Ring.
Come vedete dal titolo, sicurezza a Trieste, parla il prefetto Petronzi, perché siamo in compagnia di Sua Eccellenza il prefetto dottor Giuseppe Petronzi. Grazie per essere con noi innanzitutto. Grazie per avermi invitato. Allora, siccome parliamo di sicurezza e siamo reduci dalla giornata di ieri con il Comitato Ordine e Sicurezza che si è svolto in prefettura dopo una serie di accadimenti nella città di Trieste, andiamo a vedere quello che è il servizio con cui abbiamo riassunto ieri nel nostro telegiornale quelle che sono state le considerazioni, alcuni spunti di decisione e le parole dell'assessore regionale Roberti, che ha commentato quello che è stato all'ordine del giorno. Poi ne parliamo diffusamente con il prefetto. Controlli mirati in aree specifiche di Trieste in cui si pensa a una vigilanza rafforzata, implementazione dei sistemi di sorveglianza in programma da parte del Comune in aree sensibili ai fenomeni violenti, ma anche un'attenzione particolare al fenomeno sicurezza in una prospettiva più ampia, cioè tenendo conto delle persone che affrontano situazioni di disagio, in particolare quelle seguite dai centri di salute mentale, ripetutamente coinvolte in fatti gravi negli ultimi anni, ma anche ai soggetti recidivi, ripetutamente coinvolti in episodi violenti e a quelli legati ad abuso di sostanze alcoliche o droga. Quello che si definisce un approccio integrato a 360 gradi per affrontare non solo i recenti gravi episodi, dall'accoltellamento di Piazza Libertà al tentato scippo della pistola a un agente in questura dello stesso attentatore della Startec che ha riportato alla mente la tragedia dei poliziotti uccisi da Alejandro Meran, ma per capire meglio in prospettiva come organizzare la sicurezza in città. Questo è l'esito della riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal prefetto Giuseppe Petronzi, alla presenza dei vertici delle forze dell'ordine, il sindaco di Piazza insieme all'assessore De Gavardo e il rappresentante della Giunta regionale con delega alla sicurezza Pierpaolo Roberti. Oggi il tavolo Ordine Pubblico e Sicurezza in Prefettura ha affrontato diverse criticità che afferiscono al tema sicurezza e che sono emerse purtroppo drammaticamente negli ultimi giorni, dall'accoltellamento in Piazza Libertà fino al tema movida a volte anche violenta nei locali lungo le rive fino a Canale di Ponte Rosso, per poi arrivare ad altri episodi particolari come quello che abbiamo visto purtroppo e che ha ricordato i tragici eventi del 2019, quando una persona è entrata in questura e ha tentato di estrarre l'arma a un agente di polizia. È evidente che delle criticità ci sono, vanno affrontate, tutte le istituzioni sono disponibili a dare una mano e in particolare l'impegno della Regione è stato quello di garantire un supporto pieno per quanto riguarda eventuali nuove misure con la vigilanza privata nelle zone della movida, misure ulteriori anche con ulteriori finanziamenti per quanto riguarda la videosorveglianza e un aumento dei presidi di videosorveglianza lungo il territorio. Per quanto riguarda la pressione che stiamo vivendo su Piazza Libertà, l'apporto della Regione con il sistema di prenotazione per i richiedenti asilo che è stato messo in piedi e che partirà nelle prossime settimane sicuramente potrà dare dei risultati positivi. Allora, abbiamo sentito le parole dell'assessore Roberti. Prefetto Petronzi, io partirei dal tema di Piazza Libertà, che mi sembra l'aspetto, diciamo così, centrale, non per la location in sé, ma per quello che è successo nel tempo e anche per la vicinanza di Piazza Libertà, lo ricordiamo, a quel Porto Vecchio, a quei magazzini che va detto e va ribadito, l'abbiamo seguito più volte in diretta nel corso dell'estate, proprio grazie all'azione della Prefettura insieme alle forze di polizia, sono stati ripetutamente sgomberati e chiusi proprio nel corso dell'estate scorsa, degli ultimi periodi anche invernali. Detto ciò, ovviamente il problema si rigenera con la rotta balcanica e quindi bisogna riaffrontarlo di nuovo e Piazza Libertà ne è un po' il fulcro. Sì, sicuramente ho seguito attentamente il servizio che non avevo seguito ieri e che restituisce un po' la complessità di quel posto, Piazza della Libertà, il punto dal quale vogliamo iniziare e quindi dobbiamo sfuggire alle semplificazioni che si possono fare su Piazza della Libertà, che è un punto di grande attenzione da parte nostra. Non a caso circa un mese fa, un po' più di un mese fa, c'era stato il primo accoltellamento sempre tra soggetti stranieri e
significando che è sempre al centro della nostra attenzione Piazza della Libertà, quell'episodio ha fatto sì che noi incrementassimo la nostra attenzione. Però voglio essere preciso sull'incremento e sull'implementazione, perché sono parole che, se non riempi di contenuti, rimangono un po' astratte. Che cosa ha significato implementazione? Che a partire da un mese a questa parte era stato dedicato un contingente di 10 uomini fisso negli orari più delicati e quindi particolarmente serali, dedicato in forma fissa e stabile proprio ai margini di Piazza Libertà e nella zona limitrofe facevano attività. Chiaramente l'ultimo episodio di venerdì scorso, che ha delle peculiarità simili, poi ogni episodio fa storia a sé, però diciamo per alcune caratteristiche potrebbero essere assimilati questi due episodi, perché anche in questo caso l'episodio ha interessato 2 cittadini stranieri. Non abbiamo potuto non incrementare. Quello che a noi interessa molto è che l'incremento significhi qualche cosa, vuol dire fare dei servizi più in profondità nella parte nucleare della piazza, con dei controlli sui soggetti che stanno sulla piazza, nel senso che se questi soggetti potenzialmente possono portare delle minacce, perché provatamente nel giro di 30 e passa giorni si verificano 2 accoltellamenti, noi dobbiamo sicuramente verificare bene le presenze di quella piazza, e comunque noi abbiamo una traiettoria che stiamo seguendo. Che il nostro passo possa essere più o meno veloce, però abbiamo una linea che vogliamo seguire, e sicuramente i fatti non fanno altro che incrementare la nostra attenzione e auspicabilmente anche la velocità con cui vogliamo raggiungere determinati risultati. Ecco, proprio in quella piazza da una parte ci sono le forze dell'ordine a controllare, a presidiare, protagoniste anche degli episodi poi di diciamo così, trasferimento dei migranti che abbiamo seguito tante volte in diretta a Sveglia Trieste. Poi però ci sono le associazioni che si prendono in qualche modo cura dei migranti, e molto spesso a noi arrivano i messaggi dei cittadini, le mail che dicono però, come dire, se questi prendono come punto di riferimento quella piazza, allora come dire, gli stessi migranti, richiedenti asilo della situazione non se ne andranno mai, perché questo è quello che poi ci arriva la sollecitazione proprio da chi ci guarda da casa e segue le nostre trasmissioni. Assolutamente, voglio essere molto chiaro nella premessa di questo nostro incontro. Quello che pensano i cittadini, soprattutto se corrisponde all'osservazione obiettiva, è il nostro faro. Quindi nessuno è nella posizione di poter smentire quelle che sono le sensazioni dei nostri cittadini, che correttamente rivendicano un uso degli spazi per quelle che è la loro destinazione d'uso. Da parte mia, come prefetto, chiaramente devo garantire un pochino tutte quante le espressioni, e quindi lei ha fatto riferimento a delle associazioni, per cui mi sento di dire che se i momenti di solidarietà sono tali e rimangono tali e non originano poi altri fenomeni, credo che si possa trovare un punto di caduta e una compatibilità tra le due cose. Il punto di domanda è se effettivamente vengono rispettate queste condizioni, perché altrimenti ritengo che la richiesta dei cittadini debba essere soddisfatta, e in questa direzione noi ci stiamo muovendo nel momento in cui io le dico che i servizi diventeranno più penetranti, rispettando sicuramente la lodevole azione di solidarietà che intendono fare le associazioni, ma assolutamente la destinazione d'uso di quella piazza e la fruibilità da parte dei cittadini in sicurezza, e mi permetto di dire anche di decoro. Ecco, mi viene da dire, diciamo così, semplificando un attimo, se associazioni come Linea d'Ombra sfamano i migranti in quel sito non c'è nulla di male, altra cosa è, diciamo, mantenerlo come punto di riferimento tout court, mi viene da dire, insomma. Beh sì, assolutamente, non mi sentirei di dire ad una persona che vuole sfamare una persona che ha bisogno di non farlo. Mi sento assolutamente di dire che questa cosa non deve diventare altro e non deve condizionare il diritto delle altre persone di usufruire in
in pienezza di quello spazio. Mi sembra che in questo momento la situazione sia un attimino in discussione e compromessa, e in tal senso noi ci muoveremo. Chiaramente nel rispetto anche delle associazioni, perché ci ho sempre tenuto sia nella mia precedente azione di questore quando sono stato qua, ma a maggior ragione adesso come autorità di governo, di rispettare tutte le parti in causa. Tenendo presente che, come dire, il prefetto è una figura istituzionale, non è una componente politica che ovviamente può prendere posizione, ma ringrazio ancora il prefetto per essere qui e spiegarci le cose anche in maniera più approfondita, un po' tecnica. Penso che anche lei avrà visto quel video diffuso dall'europarlamentare Cisint in cui dei ragazzini di una scuola elementare di Marostica, peraltro nei nostri telegiornali con le nostre emittenti del Veneto siamo andati a intervistare, diciamo, i dirigenti scolastici, professori che hanno ideato questa iniziativa, dopo aver diciamo così, spiegato la rotta balcanica, sono venuti in piazza a far vedere ai ragazzini quello che era la situazione a Trieste. Mi viene da dire cosa ha pensato, cosa pensa, cosa ci può dire da prefetto? Ma sicuramente ci sono tanti strumenti per conoscere la rotta balcanica, insomma, ecco, sicuramente se hanno deciso di andare in piazza, hanno ritenuto di fare in quella maniera la loro azione, non sta a me dire se è una cosa positiva o negativa. Io credo che il dibattito sia stato sollevato invece da questo che c'è intorno, dai fenomeni di carattere criminale che sono maturati in quel posto, e a questo punto c'è da chiedersi qual è il collegamento tra quelle presenze che sappiamo tutti che sono particolarmente numerose e che ci sono anche un po' a prescindere dalla distribuzione del pasto in quel posto, perché poi ci tengo anche sia come posto ma anche come durata. Per questo dico, ma nessuno si permetterebbe di mettere becco su un'azione di solidarietà, e che credo che si stia andando oltre. Se dei professori e degli insegnanti di una scuola di Marostica, città bellissima peraltro, nella cui provincia ho fatto anche il questore a Vicenza, hanno ritenuto di fare questa azione, non penso che sia quello il tema diventa sicuramente cosa altro succede in quella piazza. Conoscere la rotta balcanica attraverso il buco della serratura di Piazza della Libertà può essere interessante, ma non penso che sia esaustivo. Mi sembra, diciamo, di capire da quello che ha detto è che, come dire, dietro anche a questa presenza eccetera ci sono però fenomeni, diciamo, di criminalità, microcriminalità segnalati anche dalla polizia di spaccio e non solo, no? Che poi si agganciano a quel tipo di zona che viene, tra virgolette, in qualche modo controllata da chi ci dorme o provano a controllare. Beh, categoricamente sì, stabile, nel senso che nel momento in cui, come è emerso dalle cronache, nel giro di un mese ci sono un paio di coltellate, sono stati portati dei bambini nei posti dove ci sono state delle coltellate, quindi decisamente sì. Può essere un posto dove si vede una porzione del fenomeno della rotta balcanica, ma è anche un posto dove avvengono determinati fatti, e quindi sarebbe bello che i bambini ci possano andare sempre in quel posto. Questo è l'obiettivo del prefetto, che forse non riesce a raggiungere sempre, e chiaramente di questo si rammarica non poco, ma di sicuro deve essere l'obiettivo delle forze dell'ordine e dell'azione di tutte quante le istituzioni, significando, come ho detto anche nella mia risposta precedente, che c'è un tema anche di igiene e degrado che deve essere tenuto da conto. Allora, prefetto, c'è un aspetto ovviamente che va sottolineato, no? Noi ci concentriamo molto su quella zona della città, su quello che succede. Viviamo in realtà per larghissima parte in una città in cui si vive bene e in cui, diciamo, mediamente si sta abbastanza tranquilli, e in questo, lo dico da triestino, siamo anche fortunati. Lei tra l'altro ha avuto l'esperienza da questore e poi da prefetto, quindi la conosce benissimo la città sotto molti aspetti. Nell'altro fronte, diciamo, di quello che accade a livello di episodi più o meno gravi, so che anche ieri in questo Comitato Ordine e Sicurezza vi siete concentrati sulle cause, le origini di questi altri fenomeni, cioè una situazione in cui il disagio mentale, così come
l'abuso di sostanze e alcol, incidono molto su altri fatti. Esco di metafora dal caso dei poliziotti uccisi, che sta particolarmente a cuore al prefetto, allora questore, ma anche a me, perché ero 7 ore in diretta e io ogni tanto risento le urla che si sentivano da dentro la questura dei genitori e mi tornano a venire i brividi, quindi insomma anch'io l'ho vissuta da vicino. Così come però purtroppo tutta una serie di casi di cronaca recenti ci portano poi il giorno dopo il fatto a parlare di persona seguita diciamo dal centro di salute mentale, persona con problemi di quel tipo, e quindi prima del giornalista si interroga il telespettatore, il lettore, il cittadino e dice: beh, ma e allora? Sì, lei mette in campo un tema molto delicato al quale il prefetto non sfugge. Peraltro nella introduzione della sua domanda ha menzionato anche l'episodio del 4 ottobre 2019 che ha segnato profondamente questa città e che tristemente ha dato opportunità a questa città di dimostrare la sua generosità, la vicinanza alle divise e quindi anche l'occasione per ricordare Matteo e Pierluigi che hanno perso la vita. La riflessione, come al solito, deve essere molto equilibrata. Sono un prefetto di polizia, viene fuori dalla conversazione. Per 34 anni ho fatto quel lavoro lì e mi è toccato in maniera molto singolare tornare a fare il lavoro delle istituzioni nella città in cui avevo servito come questore. In questi 34 anni io alla fine del percorso in polizia ho detto che c'è un ultimo miglio delle cose che noi vediamo. Quando noi vediamo un qualche cosa finale, molto spesso è un atto criminale, rispetto al quale ci sta tutta l'attrezzatura di polizia giudiziaria e poi tocca ad altri giudicare, quindi il tribunale e quindi la giustizia. Prima di questi fenomeni ci sono le origini del fenomeno, rispetto al quale noi ci dobbiamo interrogare, e vado a rispondere alla sua domanda. Quando questo fenomeno qui, come è accaduto nel caso della persona che stava cercando di introdursi in questura e con un'azione violenta, peraltro tentando di rubare la pistola alla ragazza che è riuscita a difendersi con l'aiuto di altri poliziotti, e nessuno di noi vuole immaginare cosa sarebbe accaduto se questa cosa fosse effettivamente successa.